fino a che io sentirò una voce che mi dirà: scusami William, mi spiace per te, ma è la fine. Questa bellissima canzone dei New Trolls, Vorrei comprare una strada, ma finisce mai alla fine. Io vorrei capire con questi ospiti questa mattina se siamo alla fine o un inizio di un percorso che veramente preoccupa molto, specialmente preoccupa i civili che non sanno, che non hanno parola, che non sanno difendersi, che sono all'angolo, perché purtroppo non sono ascoltati, non sono gli interessi dei civili, sono interessi dei politici a grandi livelli. E noi assistiamo a queste guerre incredibili. C'è stato il giorno della memoria, sembra che non sia successo niente, anzi qualcuno addirittura nega che ci sia stato l'olocausto. Pensate che livelli, con tutta la documentazione. Avete sentito i professori dell'Istresco che avevo avuto ospiti sabato cosa hanno detto, eppure qualcuno non ascolta. Ma il problema è che ci fosse qualcosa di buono in quello che vogliono fare, invece a quello che assistiamo, morti dei civili, famiglie, bambini che non c'entrano niente. Avete sentito Liliana Segre? Ogni notte vado a letto con questo terribile pensiero, con questa nonna disperata. Ma Liliana Segre qui in Italia gira con la scorta e non mi finirò mai di dirlo. Allora saluto gli ospiti: Vigilio Biscaro, segretario generale SPI CGIL Treviso, sindacato pensionati italiani, e saluto anche Roberto Bette, consigliere Regione Veneto Lega. Buongiorno anche a Bette, grazie di essere qui. Allora io partirei proprio da Biscaro. Biscaro, cosa sta succedendo a questi fragili, a queste fragilità che sono i nostri nonni, che sono queste persone che non hanno voce in capitolo? Basta sentire le telefonate che mi arrivano tutti i giorni, oppure i messaggi. Allora io devo chiamare il sindaco o devo chiamare l'assessore o il consigliere regionale per cercare di dare una risposta, perché non sanno dove andare a parare. Allora io dico sempre loro, e lo sanno i miei ascoltatori e ascoltatrici, che è inutile che ci vantiamo di essere 7.000 associazioni di volontariato, le città del volontariato, se poi non arriviamo al fragile perché non abbiamo il numero di telefono, non sappiamo dove abita. C'è qualcosa che non torna nella catena. Prego Biscaro. Ci sono tante cose purtroppo, grazie e buongiorno a tutti, buongiorno a te Mirella. Ci sono tante cose che non vanno e per fortuna viviamo in un territorio dove chi ha il dovere di dare questi servizi qualcosa in più fa. Però ci dimentichiamo, come hai giustamente detto, che la maggior parte dei fragili, la maggior parte degli anziani, ma ci sono anche i giovani, parliamo degli anziani, sono un pensionato, Diversamente giovani, si trovano ad affrontare questo periodo, che è un periodo sul serio buio. Parlavamo in una battuta prima io e te della guerra, ma se andiamo nel nostro territorio stiamo parlando di persone che o vivono sole e perciò non sanno immediatamente a chi rivolgersi, o se vivono assieme a una famiglia, questa famiglia è così debole, così fragile anch'essa, che se non ci sono servizi dati dai comuni o dati dalle ULSS, l'unica speranza è il volontariato. L'unica speranza sono quelle persone che dedicano un po' della loro vita a rispondere a questi bisogni. Come SPI CGIL noi abbiamo aperto a Treviso e posso dirlo con estrema chiarezza, uno sportello, lo chiamiamo sportello sociale, uno sportello al quale le persone possono rivolgersi telefonando alla CGIL di Treviso per appuntamento anche, in modo tale da capire quali sono
i servizi, gli aiuti economici, gli aiuti psicologici che i comuni possono dare e che noi stessi come sindacato dei pensionati della CGIL possiamo dare per dare una mano a queste persone, perché volenti o nolenti dal 23 al 24 sono cambiate tante cose rispetto alla capacità di far fronte all'aumento del costo della vita, all'inflazione. E allora qui, secondo me, dobbiamo far sì che le amministrazioni locali con le organizzazioni sindacali che tra poco cominceranno a vedersi per la contrattazione sociale facciano un passo in avanti, e perciò io dico gli investimenti per quei soldi che hanno, perché ci sono stati tagli anche agli enti locali, siano fatti verso le persone, verso le famiglie, verso i fragili, lo dicevo prima, non solo gli anziani, ma anche i bambini in età scolare, ma anche gli adolescenti. Ma anche i diversamente abili. Ma anche i diversamente abili, perché? Perché oramai, da un lato, lo dico apertamente, da un lato le prigioni, le carceri sono piene di persone giovanissime perché non hanno avuto modo di poter entrare nel mondo del lavoro e nella società in modo tranquillo. E i giovanissimi, se non hanno il supporto di una famiglia, e a volte la famiglia perché è atomizzata, perché c'è una famiglia con la mamma o col papà solo, non si riesce a far entrare queste nuove persone nei diritti della cittadinanza, come amo dire io. Roberto Betto, prego, come commenta? Beh, Mirella oggi ha introdotto un tema leggerissimo, mi pare, nel senso che è veramente importante quello che questa trasmissione sta affrontando oggi. Allora, io direi di fare un ragionamento partendo dall'alto fino ad arrivare alle nostre piccole realtà. Allora, il tema della povertà, dell'inclusione sociale è uno degli obiettivi di quella che viene chiamata l'Agenda 2030 dell'ONU. Cioè a livello internazionale uno degli obiettivi, sono 17 goals, li chiamano, goal nel senso obiettivi da raggiungere entro i prossimi anni. Tra questi c'è appunto quello della lotta alla povertà, dell'inclusione, della garanzia dei diritti, la lotta per la garanzia della parità di genere, l'aiuto, l'inclusione dei disabili, eccetera. Quelle cose che ho appena sentito accennare fino adesso. Poi scendendo gli stati si devono impegnare, arriviamo alla regione, la regione sta discutendo adesso in quinta commissione la riforma degli ambiti territoriali sociali, che è una nuova organizzazione dell'offerta dei servizi sociali al territorio attraverso i comuni, attraverso un meccanismo di area vasta, quindi una struttura che si svilupperà attraverso, penso, delle aziende speciali, che permetterà appunto al nostro territorio di avere un'organizzazione più efficace e avere qualche risorsa in più per raggiungere questi obiettivi. Poi c'è tutto il tema del terzo settore, che ovviamente non è che è alternativo all'intervento dei comuni o della regione, ma è un fare squadra, perché le convenzioni e tutta l'attività sul sociale, sul territorio dei nostri enti locali si basa, si fonda soprattutto nel modello veneto con il volontariato. Noi diciamo sempre un cittadino su 5 in Veneto fa volontariato, e questo aiuta a garantire poi dei servizi anche essenziali. Dirò di più e arrivo a un altro elemento sul quale tra l'altro sto lavorando a un progetto di legge regionale, che è il mondo delle imprese. Allora, proprio perché l'Agenda 2030 dell'ONU obbliga a raggiungere determinati obiettivi, le banche, le società quotate, le società benefit e in generale direi tutto il mondo dell'impresa si sta impegnando sempre di più verso quello che viene chiamata la responsabilità sociale dell'impresa, sia sotto i profili ambientali ma anche e soprattutto sotto i profili sociali. Quindi ci saranno da qui ai prossimi anni degli investimenti che direttamente le imprese faranno per il proprio territorio, perché la logica è: se un'impresa non riesce a vivere in un contesto normale in cui ci sono i lavoratori, gli anziani riescono ad avere una condizione normale di vita, c'è un disagio sociale, questo si ripercuote sulla società stessa, sull'impresa stessa. Quindi è necessario che la stessa impresa si renda responsabile di quelli che vengono chiamati gli stakeholders del territorio.
e quindi sarà impegnata sempre di più a investire di soldi sotto questo profilo e su questi progetti. E allora c'è un progetto che sto portando avanti in Regione per mettere insieme le disponibilità finanziarie e gli impegni di investimento che faranno queste imprese con le esigenze del territorio, creando una sorta di incrocio tra, chiamiamola domanda offerta, o comunque i comuni e gli enti locali e la Regione metterà in elenco i progetti da raggiungere nei prossimi anni e le imprese che vorranno, e ce ne sono qui in Veneto tantissime, investiranno una parte dei loro soldi, dei loro investimenti su questo tipo di investimenti che fanno bene a tutto il territorio, e quindi creiamo, come si suol dire, quadra situato e mondo della pubblica amministrazione. Ecco, io vi ho dato in maniera molto veloce e sintetica un quadro di quello che stiamo facendo, però ecco, l'impegno non è, sì, il tema non è così semplice, nel senso che ci sono Beth, intanto la ringrazio per aver detto questo. Io non so se qualcuno mi ha illuminato prima che lei dicesse questo, ne ho parlato anche la scorsa settimana, e verrò a trovarle in Regione, oppure lei verrà a trovare Villa Margherita Inclusiva, che sarebbe anche tempo che qualcuno si accorgesse di quello che si sta facendo a Villa Margherita Inclusiva, perché l'idea che ho avuto mesi fa è quella di mettere assieme le associazioni e il mondo dell'imprenditoria. Nel senso che l'imprenditoria, visto che abbiamo questi nomi molto importanti e soprattutto che stanno spingendo per anche dei servizi alla persona, di riuscire a capire che non ci sono solo i soliti noti che fanno questo come associazioni di volontariato con un campanile molto alto. C'è una miriade di piccole associazioni, come ha spiegato bene lei, che sono dal lunedì alla domenica sul territorio, che cercano di dare la loro disponibilità. Sto parlando di quasi sempre di persone diversamente giovani, di familiari con drammi incredibili, di un mondo del volontariato che anche con le nuove normative burocratiche è stato colpito a morte. Molti se ne sono andati perché non sono riusciti a iscriversi, non hanno la forza di farlo, e io me li sono presi tutti, Beth, li ho portati tutti in casa, perché non è possibile che queste persone non siano coinvolte in nessun tavolo di concertazione, lo hanno detto qua davanti alle telecamere, sono regolarmente iscritti a Volontari Insieme, perciò dovrebbe essere l'associazione che unisce e che fa partecipe queste realtà che hanno lavorato tanto nel territorio, perché non sono protette da nessuno. Siccome mi sono stancata, Beth, lei lo sa, che io quello che ho da dire lo dico, ecco, sono stanca di vedere i soliti noti attorno a un tavolo, non si sa cosa decidono, cosa fanno, dove vogliono andare a parare, e io ho questi presidenti di associazioni, e ne ho raggruppato 40, non una, Beth, perché sono stanchi di essere lasciati fuori. Allora lei sta parlando molto bene di questa attività, e allora io per far questo ho detto dobbiamo coinvolgere gli imprenditori. Gli imprenditori devono sostenervi, prima cosa perché possono anche dichiarare nelle tasse quello che fanno, perciò hanno anche un tornaconto di questo, perché beneficenza ma la scarichi, dobbiamo anche dirlo, perché è facile dire faccio benefici, te scarichi, grazie, ecco, dobbiamo anche dirlo, perché il silenzio è quello che veramente non coinvolge la popolazione. Il popolo deve sapere, ci vuole più trasparenza. Abbiamo sentito cosa è successo con influencer, avete sentito cosa è successo, e dopo viene a controllarmi al banco alimentare se sono tutto a posto. Non vi dico cosa mi hanno fatto la scorsa settimana per cercare di segarmi, non ve lo dico neanche perché è una cosa inaudita quello che succede dentro un ente pubblico che è quello della provincia, però è successo, ma non importa, andiamo avanti, per farvi capire quanto fastidio danno le associazioni che non chiedono, che cercano di rimboccarsi le maniche, volontari che sono al freddo, anche con 10-12 gradi sotto zero perché fa un freddo bestia, ma non importa, diversamente giovani, eppure questa è la risposta. Biscaro. Allora, a me fa piacere che il consigliere Beth abbia parlato da un lato della responsabilità sociale dell'impresa e dall'altro dell'impegno che tutti dovremmo avere, però dovremmo praticarlo, perché le parole ne abbiamo sentite in questi anni tantissime,
rispetto all'assistenza territoriale che io metto insieme con il progetto di legge che adesso in Regione siede sugli ATS. Allora, sulla responsabilità sociale dell'impresa, io mi ricordo che, vista la mia età, che quando seguivo un settore in particolare, quello dei grafici e dei cartotecnici, in provincia di Treviso c'erano delle aziende che davano da lavorare, perciò da un punto di vista, diciamo, della realizzazione di sé per quello che è possibile, a delle persone diversamente abili, diciamolo così, Mirella, che nelle loro 6 ore di lavoro potevano vedere realizzate almeno un po' della loro personalità. E naturalmente non è che ci fosse il profitto dietro, ma c'era questa disponibilità, questa responsabilità sociale delle imprese che davano una risposta. Dovevamo fare un passo in avanti, come posso dire, insieme. E io qui ci metto in primis il dovere della formazione di queste persone, di tutte le persone in generale, ma anche di queste persone, perché se manca all'inizio una formazione adeguata noi non siamo in grado poi di rispondere, se non, come dicevi, alla fine, quando ormai i giochi sono fatti e tu non riesci a modificare. Perciò non vorrei essere tacciato di ecumenismo in quello che dico, ma qui non c'è una differenziazione fra chi dà lavoro e chi lo cerca, non c'è una differenziazione fra chi l'impresa cerca lavoro e i lavoratori che desiderano lavorare. Su questo specifico problema le cose devono andare insieme. Perciò ben venga una legislazione. Beth, è un po' difficile capire che cosa succederà sugli ambiti territoriali sociali. Mamma mia. Perché mi pare mi darà una mano, mi pare siano 80-90 pagine, ma qui c'è lo sforzo, allargando un po' il ragionamento, che il pubblico deve dare attraverso questa riforma degli ambiti, in modo tale che Treviso, se non erro, abbia 3 zone all'interno delle quali ci sia l'apporto dei comuni e poi come realizzare questi servizi sociali di cui abbiamo tanto bisogno. Finora l'hanno fatto i sindaci. Nella conferenza dei sindaci hanno sinteticamente delegato all'ULSS questa cosa qui, ma con la riforma degli ATS questo dovrebbe diventare una cosa, come posso dire, gestita. A Treviso ci saranno, se non erro, 3 ambiti sociali, verrà gestita da questi 30 e 30, siamo 90 comuni. Anche perché il socio sarà tolto dall'ULSS, resterà solo sanitario, esatto. E perciò i comuni avranno questo onere non da poco, sono là con le mani nei capelli, perché non è che abbiamo capito tutti tanto. Esatto, perciò adesso stiamo aspettando che cosa succederà all'interno di questa 5ª commissione. Come diceva Beth. Però noi abbiamo un problema, attenzione, mentre si danno risorse a questi 3 organismi, no, dobbiamo avere sicurezza del fatto che ci sia una condivisione da parte di chi eroga risorse e da parte di chi le richiede e chi le deve praticare, perciò i comuni. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo, ti ho fatto aspettare, ma era importante capire, dovete capire a casa, lo sapete che andiamo a scuola tutte le mattine per capire bene, sperando di avere persone che spiegano come le ho io, se no non li invito, competenti. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto volevo dire all'assessore che cosa mi interessa agli altri della NATO. Siamo in Veneto, è un progetto del 2030, chi che ha bisogno oggi, ora del 2030 siete già morti, chi ha bisogno adesso, bisogna aiutarli adesso chi che ha bisogno. I progetti che fa la NATO agli altri, specialmente nel Veneto, non mi riguarda neanche un pochino,
perché una volta con una certa età i servizi sociali che c'era una volta, adesso non funziona più niente. Una volta parlavo con qualche politico, ti potevi, adesso assolutamente, perché si impegnare su tutte robe che non riguardano il popolo, che riguardano la sua carichetta, destra, sinistra, in c'è quello che ti vuole. Io vado a pensare, povera gente, una volta ti puoi trovare un sindaco per la strada, ti lo fermavi, ti lo domandavi, ti informavi, adesso ti vai in comune e ti domandi, scusi, non che sei, telefono, azienda ma cosa c'è la politica? I politici bisogna che si ricorda che vengono messi su gli altri, popolo, e perlomeno da fare qualcosa anche per gli altri. Nel dormire parla dell'intelligenza artificiale, andremo su una vez un caffè, ma per cosa siamo noi? Mettiamo a posto la gente qua nella terra, c'è tanti bravi fiori, c'è tanta gente che ha bisogno di lavorare, ma ha bisogno. Grazie Rinaldo, taglia perché sennò non va avanti, ma sei stato chiaro anche questa mattina, grazie alle riflessioni di un diversamente giovane ma che parla anche chiaro quasi tutte le mattine, che prende la linea. Prego Bet, come commenta quello che ha detto Biscaro? Allora, l'agenda ONU che pone degli obiettivi entro il 2030 è un accordo internazionale e quindi a cascata scende poi a livello nazionale, a livello regionale, come ho detto prima, e sono dei grandi obiettivi che, per esempio, per farvi un esempio molto pratico, le società quotate, le banche, le grandi società oggi hanno degli obblighi annuali di fare delle dichiarazioni cosiddette non finanziarie, cioè devono dire cosa fanno per l'ambiente, cosa fanno per il sociale, cosa fanno per il territorio. Bene, questi progetti sono già obbligo di legge, quindi devono già impegnarsi su questi fronti. E il tema dell'obiettivo che stiamo cercando di portare avanti in Regione è fare in modo che questi fondi non vadano dispersi in progetti lontani dal territorio, ma che vengano atterrati proprio vicino al signore che chiamava prima, alla famiglia, al comune, all'ente locale, al nostro territorio. E quindi è un progetto che ha una visione un po' da qui ai prossimi decenni, perché secondo me ci sarà un impegno sempre più forte del mondo dell'impresa su questi obiettivi. A livello regionale aggiungo qualche informazione in più rispetto a quella che ha dato l'amico presente in studio. Gli ATS, allora, questi si chiamano ambiti territoriali sociali, ce ne saranno giustamente, come diceva, 3 che riprendono la stessa dimensione dei vecchi distretti dell'ULSS, quindi il distretto di Pieve di Soligo, piuttosto che quello di Treviso, eccetera. E all'interno di queste aree verrà costituita un'azienda speciale, una struttura, un ente, che avrà proprio come scopo quello di gestire i fondi del sociale. Che ma prima chi farà parte di questo? I comuni. Allora, l'azienda speciale sarà espressione dei comuni. Quindi i comuni si trovano in un'assemblea, costituiscono questa azienda speciale. L'azienda speciale sarà dotata dei fondi regionali che prima venivano dati all'ULSS o ai comuni e li avrà direttamente, quindi ci sarà una concentrazione dei fondi legati agli obiettivi, diciamo, delle politiche sociali in questa azienda speciale, e questa azienda speciale con i contributi della regione, con il fondo nazionale e con la quota sociale che ogni comune già oggi paga alla conferenza dei sindaci del distretto, cosiddetta quota capitaria, mettono insieme questi soldi per gestire appunto le politiche sociali sul territorio. Quindi e chi usufruirà di questi soldi? Allora, saranno destinati ad affidare i servizi dell'assistenza sociale, ad affidare i servizi degli assistenti domiciliari, i minori che hanno bisogno della residenzialità assistita, insomma tutte la disabilità, insomma tutte le politiche sociali che oggi vengono gestite a livello di comuni, conferenza dei sindaci e ULSS verranno tutte concentrate in questo ente, appunto, uno per rendere, diciamo, la gestione più economica e creare economie di scala e più efficienza nella gestione dei fondi, e 2 per avere anche un'omogeneità di offerta di servizi sul territorio. Fermo Betta, perché a casa devono capire che la trasparenza è sacra. Ma questi soldi andranno alle persone o alle associazioni, alle cooperative?
Allora, i servizi andranno possono essere all'azienda. affidati alle cooperative, per esempio quando c'è, non so, l'assistenza domiciliare, oggi i comuni fanno i bandi e offrono i servizi, poi sarà l'azienda speciale a gestire, a decidere a chi affidarsi per fornire i servizi. Gli assistenti sociali diventeranno dipendenti di questa azienda speciale. Alcuni dipendenti dell'ULSS che si occupano di politiche sociali andranno dentro questa azienda speciale. Quindi avete capito? Perché sa spiegare bene, Beth, è molto importante, perché dopo mi chiamano e dicono: ma Mirella, allora ha spiegato bene, avete capito che c'è un pool di tavoli, ci sarà, perché questo succederà, e là verrà deciso. Sperano che sì, i campanili sempre quei grandi, e qui c'è i messi da parte. Non mai dire mai a saper da Biscaro. Abbiamo Antonio da Padova, da Venezia a Padova. Antonio, te l'ho fatto aspettare, però te la sentio che importante che c'è la spiegazione. Prego. Buongiorno Mirella, buongiorno Buongiorno. anche agli ospiti. Che vita, che caos. Ma io non ho capito. Io Mirella pago, ho fatto i conti in tasca mia, io pago all'anno 10-12 mila euro di tasse. Io non sono un imprenditore, sono un ex operaio. Per cui io te paghi le tasse, no? Ma mi pare impossibile. Ma dopo ci sono le associazioni che ti danno la possibilità di chiedere soldi. Cioè, ma non è mica più semplice che tu, anziché farmi pagare 10-12 mila euro all'anno di tasse, me ne fai pagare solo 5 e dopo mi arrangio io per le mie esigenze economiche e personali. Ma per quale motivo che tu, Stato, mi togli via il sangue e poi crei queste associazioni che dopo loro si faranno dare dei soldi perché chi ha bisogno? No, abbiamo tutti bisogno. Ma io non so, ma c'è gente che ha 70 anni, ma una volta non era mica così. Una volta te che avevi dei soldi in tasca che li potevi spendere come ti pareva. Per quale motivo che tu adesso governo mi depili tutto quanto le mie risorse e poi dopo crei queste associazioni? Ma chi è che le paga? Chi è che li mantiene queste associazioni, Dio santo? Ma tutta gente che vive a Vanvera, che vive sulle nostre spalle. E questa qua è l'Italia, ti danno le lucciole per allodole, cioè, loro dicono che ti danno, non ti danno niente. Ma guarda Mirella, no, io sono una confusione totale, non ci capisco più niente di questo Bene, Stato. allora stai tutte le mattine con me che vedrai che alla fine riusciremo a qualcosa, perché avete capito che il mio motto 2024 sarà trasparenza. Prego Biscaro. Allora, rispetto all'intervento di Antonio, che tra l'altro capisco, però non posso condividerlo completamente, perché le tasse non le paghiamo a vanvera. Oddio, in una situazione come questa chi alza la bandiera meno tasse ha ragione, ma solo in parte, perché le tasse servono per dare servizi. E io non voglio fare polemiche, ma abbiamo visto cosa sta succedendo nel 2024 perché non si è fatta una vera politica sulle tariffe energetiche e una vera politica di abbassamento delle tasse a chi sta peggio. Io voglio rimanere nel tema, Mirella, perciò andiamo un po' più a fondo su questo. Le risorse nazionali e le risorse locali, regionali, prima erano, come posso dire, gestite, perché questa era la decisione della conferenza dei sindaci di tutti i comuni della provincia di Treviso, dall'ULSS. Però il sociale in tutta Italia, a parte Veneto e Sicilia, non so se il consigliere ha notizie più, come posso dire, complete delle mie, noi abbiamo ancora le 2 S nell'unità locale socio-sanitaria. Ecco, la sanità domani dovrà essere gestita dall'ULSS. Il sociale dovrà essere gestito da questi 3 enti che avranno le risorse per gestirlo. Il problema è che cosa faranno questi 3 enti, come si organizzeranno. Allora, così lo capiamo tutti.
hanno deciso o decideranno che sarà un'azienda speciale. Spero rimanga un'azienda pubblica, con interventi anche privati, ma pubblica. Perché se andiamo nel privato, ha ragione al contrario Antonio, chi ha soldi può curarsi e può avere l'assistenza domiciliare, chi non ha soldi aspetta, questa sarà la realtà. Però spero che la strada sia invece quella positiva. E noi come pensionati a livello unitario faremo degli incontri a breve, a febbraio, con i 3 comuni capofila, Treviso per quanto riguarda l'ATS diciamo, del comprensorio, chiamiamolo così, di Treviso, con Conegliano per il suo ambito e Castelfranco, per capire dagli assessori, non tanto dai sindaci, dai dirigenti, no? Che cosa hanno in mente che cosa hanno in mente di fare, ma se noi non sappiamo come vorranno strutturare questo ambito, c'è già un problema per i lavoratori, lo accennava il consigliere. Le assistenti sociali avranno un contratto collegato alla sanità, agli enti locali o saranno relegate ad appalti? A noi questo non sta bene, tanto per parlarci chiaro. Fermo Biscaro, perché Prego. è molto importante ascoltare quello che stiamo dicendo. Guardate che è importantissimo questa mattina. Bet come commenta? Perché poi il capofila è la regione, ok? Sì. Allora, la partita del rapporto di lavoro delle assistenti sociali piuttosto che dei dipendenti dell'ASL che finiranno in questa struttura che chiamiamo azienda speciale sarà gestita appunto in una contrattazione collettiva con le parti sociali e si troverà la quadra sulla compatibilità tra il contratto degli enti locali rispetto al contratto della sanità, e quindi lì ci sarà una questione insomma che verrà affrontata e credo anche risolta. Poi si tratterà di questioni puramente economiche, diciamo, da affrontare. Non ci sarà quindi il rischio di subappalti, non c'è, tranquillizzo Biscaro, il rischio di intervento dei privati. Gli ATS saranno di totale presenza degli enti locali. Bette, guardi che Biscaro sta dicendo bene. Ah, bene. Certo. E quindi all'interno di questi ambiti territoriali sociali dove partecipano solo i comuni, verranno costituite queste aziende speciali, che sono aziende speciali dei comuni. I privati su queste strutture assolutamente non entreranno. È una sfida non da poco, è una nuova organizzazione. Diceva bene, noi veneti abbiamo avuto le ASL che si occupavano di sociale e sanità, è stato un vantaggio ed è stata una caratteristica tipicamente veneta nostra. Dobbiamo comunque non buttare via insieme con l'acqua sporca anche il bambino, quindi dobbiamo riuscire in questa nuova riorganizzazione a garantire, a fare in modo che i servizi fino ad oggi offerti continuino ad essere offerti, migliorati, anzi ci sia ancora più disponibilità e impegno sul sociale, perché appunto, come ci stiamo dicendo da stamattina, è uno dei temi fondamentali per la qualità della vita, per il nostro mondo produttivo, per il nostro vivere quotidiano. Quindi è un tema assolutamente fondamentale su cui l'attenzione, insomma, dei sindacati, delle associazioni, della regione, degli enti locali è altissimo, perché stiamo parlando appunto del presente e del nostro futuro. Allora abbiamo Venezia, Padova e sei arrivato a Treviso, paese, con Raffaella. Vai Raffaella. Ciao Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti. Io ho un quesito. Ho letto a dicembre 2023 sui giornali che è stata arrivata a Treviso, diciamo, il progetto che riguarda il progetto di vita e quindi che anche influenza un po' sul futuro degli ATS, dove siamo nella fase 2 di questo progetto che sarà pilota, dove è intervenuto addirittura il Presidente del Tribunale di Treviso, una importante società cooperativa di cui non tutte le famiglie fragili ne sono socie e ne sono rappresentate, e un presidente che si presenta come presidente di associazioni delle famiglie disabili, nonché delle famiglie disabili. Sinceramente noi non ne sappiamo niente, queste informazioni io l'ho letta sui giornali
Il che significa che mi chiedo, quando ai soggetti fragili, alle loro famiglie ci sarà data l'informazione, che cosa in questi tavoli si sta parlando, perché purtroppo questa situazione si verifica da un po' di tempo, non solo per questo progetto di vita e ATS, e noi cogliamo l'informazione quando la frittata è già cotta ma viene solo servita. Se mi potete dare delle informazioni ben volentieri, perché è un cambiamento importante, ATS e anche il progetto di vita, e se fatto bene sarà una possibilità importante, però se non capiamo e siamo alla fine della ruota del carro, non lo so, ci sono molte perplessità come cittadina. Grazie e arrivederci. Grazie a Raffaella, siccome merita una risposta chiara, perché io so chi è Raffaella e che dramma sta vivendo, allora andiamo in pubblicità, poi risponderemo a Raffaella. Siamo con Roberto Bet, consigliere Regione Veneto Lega, e Vigilio Biscaro, segretario generale SPI-CGIL, Sindacato Pensionati Italiani. Allora iniziamo con Roberto Bet, che dovrà rispondere alla nostra Raffaella di Paese. Prego Bet. Sì, quello che faceva riferimento la signora è un progetto che parte a livello regionale qui all'ULSS 2, legato appunto a un obiettivo di sostenere le persone con disabilità, diciamo a 360 gradi, dalla scuola ai rapporti con la famiglia, all'inserimento nel mondo del lavoro, insomma una tutela complessiva che queste persone meritano di avere, e con un progetto appunto che mette a disposizione un percorso unitario di assistenza. Questo è un progetto che parte dalla nostra ULSS, insieme tra l'altro a tantissimi altri attori del territorio, e credo che se la signora ha bisogno di informazioni, i canali da cui ricevere informazioni possano essere la stessa ULSS, per quanto riguarda appunto se ha già dei contatti, o attraverso, credo, le assistenti sociali e quindi il proprio comune di residenza. Sarà meglio che la faccia chiamare, se lei mi dà l'opportunità di dare la mail a Raffaella, in maniera che la metta in corrente del dramma che sta vivendo da anni con questa ragazzina di 14 anni. Ecco, perciò io avrei piacere, perché qua bisogna assolutamente fare squadra e supportare queste, perché non ce ne sono tante, che iniziamo da questa e vediamo cosa si può fare, perché questa ragazzina che è solo sorda, è solo muta, ma sente benissimo ed è normalissima, non riesce ancora ad andare a scuola. Promesse, progetti. Ecco, Raffaella è passata come una mamma rompiscatole. Se pensa solo di essere lei che ha problemi con questa ragazzina, il problema è che questa ragazzina di 14 anni ha chiesto alla sua mamma: che fine farà la mia vita? È ancora a casa da scuola e stiamo parlando del 2024, perciò Bet, se lei mi darà la possibilità... Sì, Mirella, mi giri ai miei contatti, mi giri tutti i riferimenti. Io ho sentito di tutti e di più, alla fine Lisa è ancora a casa da scuola, questa è la verità. Progetti, soldi, interessamento, alla fine io non so cosa sta succedendo. Allora, cosa dice Biscaro? Che questa è la prova provata che quando uno Stato non continua ad investire sulla formazione e taglia le risorse sia alla formazione, alla scuola, e sia al sociale e sia alla sanità, rischia di intraprendere una strada sbagliata, perché lascerà alle famiglie e diciamo alla società che sta peggio, risolvere i problemi che da sola o che da soli non riusciremo a fare. Perciò il mio è un discorso, lo so, adesso di critica nei confronti della legge di bilancio che è stata fatta, ma nella legge di bilancio per il 2024 questi sono i tagli che ha fatto questo governo. Perciò io non voglio cavarmela dicendo è colpa di altri, perché anche le parti sociali hanno il loro ruolo, ma se non investiamo in formazione, se non investiamo in solidarietà, io la chiamo così, il rischio è che la società, oltre ad impoverirsi, diventi anche più cattiva. Gianfranco Valeri da Cessalto, ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno.
buongiorno al consigliere e buongiorno al segretario. Ogni volta, Mirella, siamo sempre le solite che mancano soldi in Italia, però parliamo sempre degli evasori e ormai io sono diventato anziano e sento sempre parlare però dei sprechi che fanno, delle leggi che fanno praticamente che poi diventano dei sprechi enormi. Guardi, abbiamo l'ultimo, il super bonus, ha visto Mirella, bonus facciate, si ricorda che io ho telefonato subito a lei, e hanno speso miliardi e non sanno neanche quanto è il buco, chissà quanto sarà il buco alla fine. E abbiamo migliaia di case chiuse, case popolari chiuse che si potevano mettere il buono là, nelle scuole si potevano mettere il buono, oppure sulle strade che sono fatiscenti, segnaletiche, oppure strade da asfaltare. Perché non parliamo anche di queste scelte che sono fatte? Praticamente hanno dato una valanga di voti a un leader che non si sa quando parlava da comico o da politico, e quindi siamo arrivati alle solide. Qui noi siamo tirati per la camicia per pochi euro, invece hanno sprecato dei miliardi che non finiscono più. Ecco, io volevo sapere questo, bonus 110 e bonus passate ne hanno combinati di tutti i colori, hanno messo a posto le case ai ricchi e i poveri li hanno stati attorno al suo governo. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Ciao Gianfranco, prego Bet. Allora, qui in Italia abbiamo l'Agenzia delle Entrate, ma non abbiamo l'Agenzia delle Spese. Ci vorrebbe un'agenzia delle spese per controllare i tanti sprechi e le tante risorse che obiettivamente vengono veramente buttate via e che potrebbero essere invece utilizzate dove serve. Allora, il nostro tra l'altro è un paese con un debito pubblico enorme, spesso con una spesa appunto non controllata. Stiamo facendo una battaglia, secondo me, che è la battaglia delle battaglie per salvare questo paese, che è quella dell'autonomia, che permetterebbe di avere le risorse a disposizione sul territorio e gestirle direttamente vicino a dove la spesa poi viene effettuata. E questa è una grande rivoluzione. Vedete che per fare questa legge quadro, quante polemiche, quante discussioni per una cosa che si sarebbe dovuta fare ancora, io credo, 10 o 15 anni fa. Comunque, vabbè, la battaglia la continuiamo a portare avanti e credo che sia uno degli ultimi treni che potremo prendere per salvare questo paese, perché altrimenti guardate che la situazione del nostro Stato, soprattutto in alcune aree del nostro paese, è drammatica e tragica. E questo si riverbera poi in tutte le regioni, perché poi se non ci sono i fondi da distribuire anche il Veneto ne soffre, e quindi bisogna trovare una via d'uscita. Noi abbiamo fortunatamente, dobbiamo riconoscerlo, delle amministrazioni locali oneste che diciamo non cercano, diciamo, di utilizzare le risorse come fossero risorse proprie, nel senso si cerca di limitare sempre al minimo le spese, gli sprechi, tirano i bilanci in una maniera incredibile. I nostri sindaci sono certe volte veramente degli eroi e fanno degli sforzi incredibili per mandare avanti le loro amministrazioni. Noi dobbiamo essere vicini a questi amministratori, nonostante le difficoltà, nonostante ci sia sempre qualcosa che non funziona, ma guardate, sono una risorsa del territorio e vanno assolutamente sostenuti e bisogna stargli vicino, perché sono quelli che poi salveranno questo paese. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, ospiti. E ora Mirella, ieri hanno inaugurato la festa del radicchio di Dosson e c'era ospite la senatrice o deputato parlamentare Mara Bizzotto. Quando hanno finito tutti ho voluto farle una domanda. Perché ho detto, perché l'Europa vuole mettere a riposo tot di suolo agricolo perché letame inquina? L'Europa non guarda mica, ho detto, quando arriva queste navi di grano dal Canada e dall'Australia maturato col glifosate, cioè erbicida. Allora lei mi ha detto, guarda Giusy, perché mi ha dato subito del tu, guarda Giusy, mi sono dimenticata di dirlo, ti ringrazio, perché ho detto qua, ho detto noi sappiamo tutto quello che arriva, ho detto, non so se va bene questo discorso qua, insomma, vi ringrazio. Grazie Giusy, prego Bet.
Ha colto nel segno la signora. Le proteste che ci sono oggi in Europa da parte degli agricoltori hanno questo obiettivo, di fermare quello che viene chiamato il New Green Deal o il Farm to Fork, insomma delle politiche europee che cercano di ridurre le produzioni agricole tradizionalmente considerate, gli allevamenti, insomma il modo di fare agricoltura che abbiamo sempre avuto, la riduzione del consumo di carne piuttosto che la messa, l'utilizzo dei terreni non più per fare agricoltura ma per fare altro o lasciati non coltivati. E queste politiche non fanno bene né al nostro territorio né alla nostra vita né alla nostra economia e non dobbiamo dimenticare che se noi viviamo è perché mangiamo prodotti del territorio, prodotti che ci dà la nostra terra. Quindi noi nei confronti degli agricoltori dobbiamo avere un grande rispetto ed essere molto vicini al mondo dell'agricoltura, perché se non c'è il nostro mondo dell'agricoltura, e parlo della nostra agricoltura, non dell'agricoltura canadese, quella fatta con il glifosate, quella fatta con gli OGM, gli alimenti, i prodotti geneticamente modificati, quella fatta in laboratorio, quella fatta dalla produzione di insetti o di altre mode alimentari che prima o poi adesso arriveranno anche nelle nostre tavole. Noi facciamo degli errori, un errore enorme, e quindi dobbiamo ritornare a un'agricoltura tradizionale, dobbiamo certo stare attenti a evitare l'inquinamento, a limitare il più possibile le emissioni di CO2, certo l'attenzione all'ambiente la dobbiamo avere, ma non possiamo permetterci di condannare la nostra economia agricola. Maurizio, se non mi cade la linea, vai Maurizio. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti, buongiorno. Io praticamente sorrido quando sento dire non ci sono i fondi, cioè, mi sembra una micro barzelletta, perché alla fine per aumentare questi stipendi vitalizi il governo i fondi li trova, per mandare aiuti ad altri paesi i fondi li trova. E il Presidente del Consiglio diceva 1.000 euro con un clic a tutti, eliminiamo le accise della benzina, e via la legge Fornero, diceva Salvini. E il popolo italiano invece mi sembra un popolo, un paese in svendita totale, non c'è quel patriottismo che in campagna elettorale veniva tanto urlato, siamo in svendita totale, ma anche per il discorso dei 30 all'ora. Quel documento è stato fatto nel 2022 quando il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti era Salvini, e non ha fatto niente per modificarlo, quando alla fine si possono creare sottopassi, sovrapassi, cioè si può avere una sicurezza sotto tutti i punti di vista, ma non lo so fino a che punto vogliono la sicurezza, non lo so. I nostri agricoltori, adesso è il tema degli agricoltori, ma muoiono di fame perché loro la verdura, la frutta la vendono per una miseria e poi viene rivenduta a quadruplo, al triplo di quello che costa, senza contare ovviamente le spese di carburante, tanto da eliminare le accise in campagna elettorale. Questo sistema, continuando in questa maniera qua, non può più reggere. L'ambiente si può salvare, si possono abbassare le emissioni. Io per primo andrei a lavorare in autobus o in treno se i mezzi pubblici me lo concedono, ma a una certa ora non ci sono più mezzi pubblici per andare a lavorare, neanche per tornare a casa. Quindi cioè, dove si vuole arrivare? Continuando a dire bugie, non si arriva proprio da nessuna parte. La ringrazio e buona giornata. Grazie a te Maurizio, abbiamo sentito Maurizio da Dolo. Biscaro. Io vorrei spezzare una lancia nei confronti della questione dell'agricoltura, ma se la mettiamo insieme al diritto di un mangiare sano, se la mettiamo assieme a un diritto di avere un ambiente pulito. E perciò stiamo attenti quando, come posso dire, sposiamo una questione che è difficilissima, perché fino all'altro ieri anche la Regione Veneto voleva dare l'ok all'utilizzo per il prosecco di, non ricordo il nome, per appunto per dare una mano alla viticoltura, che era una cosa dannosa, definita dai tribunali americani e europei, e alla fine c'è stato qualche associazione di viticoltori che ha detto fermatevi perché noi queste cose qui non le utilizziamo. Perciò bisogna mettere insieme l'ambiente e
i cittadini che vivono in questo ambiente. Perciò io sono d'accordo con quello che diceva Bette, che noi mangiamo le cose che produciamo noi qui, sicuramente sì, ma ormai siamo abituati a mangiare i pomodori anche a Natale, quando invece dovremmo mangiarli in agosto. E chiudo qui la questione. Però non ci dimentichiamo che per tutti i nostri problemi, i problemi che abbiamo oggi, che avremo domani, c'è un peso, un macigno enorme che sta lì da anni e non riusciamo a scalfirlo, non riusciamo a sconfiggerlo. Cioè quella massa di miliardi che ogni anno vengono persi dalla evasione fiscale e, per quanto riguarda i lavoratori, anche dall'evasione contributiva. O riusciamo a combatterla, oppure queste questioni non si risolveranno. Non è, come posso dire, la sfera di cristallo che ci dice bene, abbattiamo l'evasione fiscale e in Italia si risolveranno i problemi. Ma sicuramente le risorse che adesso mancano nella sanità, che adesso mancano nella formazione, che adesso mancano nel sociale, potrebbero essere utilizzate, vi chiedo scusa, da questa massa di denaro, e sono 90 miliardi circa, 190, 88, 85 a seconda degli anni, che mancano alle entrate dello Stato. Questo io dico, e perciò anche i comuni hanno il dovere di combattere questa evasione, e nei loro bilanci, noi che li incontriamo ogni anno, vediamo quali sono, diciamo, quelli più significativamente positivi e quelli invece che lasciano andare, perché abbiamo delle amministrazioni che devono mettere a proprio bilancio dei fondi per, come posso dire, compensare mancate entrate che i cittadini, le imprese, i pensionati, ci mettiamo dentro tutti, non pagano. Qui dobbiamo, come posso dire tutti insieme, è giusto che quello che deve essere pagato venga pagato, altrimenti lo pagano sempre i soliti. Allora, parliamo di agricoltori. Noi vediamo che il problema non riguarda solo la Francia o la Germania, riguarda anche l'Italia e non solo, e stanno dimostrando. Cosa è successo? Che la storia, come la storia della memoria, non ha insegnato niente. Abbiamo già vissuto la storia dei trattori in piazza con le quote latte. Sì. L'abbiamo vissuta. C'è qualcuno che si è dato da fare per capire che i paesi che dimostrano di avere queste qualità eccezionali, perché l'agricoltura poi è un bene che riguarda anche il turismo, di puntare sulla qualità del prodotto e sulla qualità dell'agricoltore? Assolutamente no, assolutamente no. Io faccio un esempio semplicissimo qui a 2 passi da casa nostra. Io avevo un'azienda che mi dava il radicchio di Maserà, di Padova, un radicchio speciale. Oltre a non riuscire a inserirsi nel mercato perché il prodotto era troppo poco rispetto a quello che le multinazionali, le grandi aziende volevano, si è ritrovata che ha dovuto cambiare prodotto perché non riusciva a inserirsi nel mercato, meno che meno aprire una piccola attività all'interno della sua azienda. Guardate che storia vera, questa è venuta anche qua. Ha cambiato prodotto, ha messo le zucche, quelle zucche enormi, sperando di riuscire a inserirsi nel mercato. Nel momento che si è inserita è arrivata la terza corsia, senza nessun avviso e nessun controllo da parte di chi doveva informare, andare a vedere cos'era questa azienda e altre aziende vicino, si sono visti espropriare, e la risposta è stata da questi dirigenti delle autostrade: cari signori, cambiate prodotti e riducete la quantità. Better capisce che io vivo le situazioni che non è che possiamo più mangiare vino e radicchio, cioè le cagliate per fare i formaggi, tutti i formaggi italiani andiamo a prenderli in Germania, l'ho detto anche la scorsa settimana, perché noi non le produciamo più. Ci vuole spiegare, Bette, cosa è successo nel nostro meraviglioso paese che avrebbe dovuto vivere di agricoltura
di turismo, di prodotti eccellenti del territorio che li avevamo e che sono stati buttati veramente, non dico la parola che mi verrebbe, ma diciamo alle ortiche, perché qualcuno ha pensato più al business e a questa Europa dove ci sono anche i nostri parlamentari che firmano. Ecco, non riusciamo più a mangiare neppure i prodotti del sud perché non arrivano. Dobbiamo mangiare quel poco che riusciamo ad avere, e se siamo fortunati ad avere l'azienda zero, il prodotto a zero vicino casa, ma le grandi città come fanno? Questi agricoltori cosa devono fare per far capire che sono persone per bene, che lavorano dal lunedì alla domenica? Io li vedo quelli seri, e ne abbiamo tanti, Bet, ma tanti, e anche i giovani che ci credono, che cercano di investire. Non ce la fanno più, Bet. L'unica soluzione cos'è? Sperare di fare questi scioperi, queste dimostrazioni, sperando di attirare l'attenzione. Però mi sorge un dubbio, Bet. Come mai è uguale dappertutto? Italia, Francia, Germania e chissà dove? Prego, Bet. Infatti la rivoluzione degli agricoltori farà la rivoluzione dell'Europa, secondo me, da qui ai prossimi anni. Tra l'altro quest'anno ci sono anche le elezioni europee, e il segnale che stanno dando gli agricoltori secondo me deve essere letto molto bene, perché è un segnale molto molto forte. Ho visto proteste in Francia, in Germania, che non mi sarei mai aspettato così violente e così... perché lei vive in Italia, Bette, noi siamo tiepidi, noi siamo tiepidi. No, beh, quando c'è stata la questione delle quote latte, ricordo che i Cobas hanno fatto questo, e hanno fatto quello che stavano facendo i tedeschi e molto altro. Noi lì sul latte abbiamo fallito la politica agricola a causa, secondo me, di scelte europee, perché nel nostro territorio produzione di latte ce n'è sempre meno, cioè noi importiamo latte in polvere dalla Germania, e sì che qui abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle latterie, delle cooperative che hanno oltre 60, 70 anni, 100 anni di storia e che devono continuare ad andare avanti, e che abbiamo il dovere morale di garantire che il latte sia ancora latte veneto e che i nostri bambini e a colazione poter ancora bere il latte prodotto dalle mucche del nostro territorio. Ma questa è una sfida sulla quale noi non ci tiriamo indietro, e anzi siamo assolutamente dalla parte degli agricoltori, soprattutto i piccoli agricoltori, soprattutto quelli delle produzioni d'eccellenza, quegli esempi che vi portava lei. E qua il problema, Bette, che non sono ascoltati i piccoli. Abbiamo Renato da Padova, se no mi cade la linea, poi continuiamo, okay. Bette, vai Renato. Eccomi qua, salve. Andiamo avanti. Volevo fare una osservazione, anzi due, ma comunque parto da quella degli agricoltori. Gli agricoltori stanno giustamente facendo protesta, e secondo me se loro si mettono d'accordo, ma sarà molto difficile, che fermano le forniture anche solo per 3 mesi ai grandi centri di distribuzione e centri commerciali che vendono da mangiare, i quali inquinano 100 volte di più degli agricoltori stessi, perché io non ho visto nessuna normativa che obblighi chi costruisce un supermercato a costruirlo come per le case ecologico. Che cosa inquina un supermercato in un'area, in un paese, quando in un paese ci sono anche 5 o 6 ipermercati? 5 o 6 ipermercati, cosa inquinano? Che cosa buttano fuori di inquinamento? E a che prezzo? Per forza aumentano i prezzi. Se i contadini si fermano, io ipotizzo 3-4 mesi, trattori fermi, non si raccoglie, oppure raccolgono e immagazzinano, e ne parliamo fra 3 mesi. Tu puoi avere anche 1 miliardo di euro in banca, ma se il contadino te dà da mangiare, che il miliardo di euro ti tocca mangiarti un po' a volta, è vero o non è vero? Grazie Renato, poi... allora Bette, termina Bette, poi diamo la parola a Virgilio Biscolo e salutiamo gli ospiti, perché ho forato anche stamattina, però troppo importante. Prego Bette.
Ecco, un'informazione: la Regione del Veneto, con il complemento regionale per lo sviluppo rurale, sta distribuendo oltre 800 milioni di euro da qui ai prossimi 2 anni, insomma 2023-2027. I bandi sono aperti, quindi io invito gli agricoltori a stare attenti a questo tipo di bandi, a queste opportunità, perché sono soldi che possiamo appunto investire sul territorio e aiutare appunto il mondo dell'agricoltura a affrontare queste sfide. Ma lo sanno questo, Bet, secondo lei? Sì, le associazioni di categoria informano e c'è grande informazione su queste possibilità. Guardi, Bet, ti stendiamo un velo pietoso, che è meglio, senza raccontare quello che abbiamo sentito qui in trasmissione. Vede, io non devo essere fortunata di avere quell'associazione o quell'altra, o di vivere su un territorio dove io conosco. Io devo avere quello che mi spetta di diritto, che è la conoscenza della questione che si tratta, che in questo momento sono gli agricoltori. Le posso assicurare, Bet, ma le posso assicurare, ma ho i testimoni, basta ascoltare e vedere la trasmissione, che non è così. Informano come vogliono, non tutte, ma qualcuna, dove vogliono andare a parare, e questi agricoltori, specialmente giovani, non sanno dove parare. Oltretutto poi si fidano, e qua cade il pero. Guardi, glielo dico, ma ci incontreremo, perché ho bisogno anche di parlare, perché sono veramente stanca di vedere i giovani che non fanno un giorno di ferie, che sono là che ce la mettono tutta per un po' di raccolto, venire tartassati, penalizzati, perché qualcuno pensa ad altri interessi. Bet, è ora di finirla, bisogna parlare chiaro, dire le cose come stanno. Questo bisogna smetterlo. Le porterò nomi, cognomi, associazioni che hanno risposto, e poi lei mi dirà perché parlo così questa mattina. Biscaro, come chiudiamo? Chiudiamo, in un modo non molto positivo, visto gli ultimi argomenti. Però pensando a quello che ha detto il vostro telespettatore da Padova, l'ultimo, Renato, ecco, non sono stati gli agricoltori, né te né il sottoscritto, a permettere la costruzione di parchi commerciali, di centri commerciali, e qui noi nel nostro territorio abbiamo le solite cattedrali nel deserto, perché abbiamo voluto rispondere a una certa esigenza, io dico commerciale e capitalistica. Però se andiamo al fondo del problema, ecco, i prezzi degli agricoltori, dei prodotti agricoli, quando finisce la catena dei ricarichi commerciali, ci troviamo, è chiaro, ad avere dei costi altissimi, dei prezzi altissimi per noi consumatori, e affamiamo chi invece produce. Qui il controllo non è che possa essere fatto così dai volontari, eccetera. Il controllo deve essere fatto da un'autorità. Filiera. Sì, perché se no non ne usciamo, no? Bisogna anche dirlo. Certe responsabilità politiche ci sono, e perciò non nel senso che vogliamoci tutti bene e perciò facciamo qualcosa. No. Se dalla produzione al consumo il ricarico è di 100 volte, ci sarà pure qualcuno che fa dei profitti su sta roba qua a scapito di chi produce e a scapito di chi deve consumare. Questo è il controllo che deve essere fatto. Se non viene fatto, signori, io non so che cosa dire. Biscaro, si chiama speculazione, e che ne pagano le conseguenze sono i più fragili, quelli che non hanno la protezione e non hanno voce da parlare. Certo. Questa è la verità. Grazie veramente a Vigilio Biscaro, segretario generale SPIL-CGIL, grazie a Roberto Bet, consigliere Regione Veneto Lega, è stato promosso anche assessore da Rinaldo da Venezia, infatti non sono assessore. Perciò guardi, qua porta bene la trasmissione. Grazie, pubblicità. Grazie, buongiorno a tutti. Vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Leonora Gennusa, soprano e agente di polizia locale. Non si direbbe, guardate che bella che è, guardate questo soprano, ma anche agente di polizia locale. E saluto anche l'onorevole Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, collegato con noi da Vicenza. Buongiorno onorevole, grazie di essere qui. Io invito tutti gli onorevoli senatori, sperando che ci sia
un po' più di informazione, di trasparenza, perché qui anche stamattina le telefonate del popolo che vi elegge sono in un stato confusionale pazzesco. Allora partiamo subito da queste sanzioni, da questo Fleximan che sta facendo di tutto e più. Qualcuno dice uno solo, tanti dicono ce ne sono tantissimi, però io ricevo molte telefonate onorevoli che mi dicono: ma la tolleranza, Mirella, dov'è la tolleranza? Il problema è che c'è la tolleranza, ma nessuno lo sa. Voi pagate queste sanzioni, invece non dovreste pagarle e aspettare e fare ricorso. Perciò vi mettete in un tunnel pazzesco, perché se perdete ricorso viene triplicata la sanzione se non raddoppiata. Allora, onorevole, lei appunto, a parte che è arrivato un caso nazionale, cosa ci racconta? Ma perché non c'è trasparenza? Ma io dico, se viene scritta questa sanzione e tu sai che questo povero disgraziato va a 54-55 all'ora, perché lo scrivi, ma perché lo sanzioni se sai che c'è la tolleranza? Cioè, veramente questo vuol dire far cassa per qualche sindaco o sbaglio? E le persone si stanno ribellando. Prego, onorevole. Sì, e la tolleranza dovrebbe essere al 10%. Ora, io capisco la situazione, sono anch'io un tartassato dell'autovelox, ahimè, ben prima di assumere il incarico di parlamentare, mi è capitato, anzi più volte mi è capitato di essere vittima. Per infrazioni che sono come quelle che citava lei, cioè di pochi chilometri, raramente superiori ai 60, quindi parliamo di 5-6 chilometri, che sono anche oggettivamente difficili da mantenere e da rispettare durante la conduzione dell'automobile in varie circostanze in cui ci si trova a guidare. Detto questo, io credo che sia giusto che ci sia un controllo della velocità, io credo che sia giusto che ci sia un'azione mirata a ridurre anche con questo tipo di interventi che sono, capisco, anche molto forti, ma hanno l'obiettivo chiaramente di far rispettare i limiti di velocità. Ogni giorno purtroppo sulle nostre strade abbiamo centinaia e centinaia di incidenti, quasi una decina di morti. Dobbiamo invertire questa tendenza. Molto è stato fatto anche investendo sulla sicurezza delle autovetture, ma non è ancora sufficiente. La prima ragione dell'incidente stradale è la distrazione, la seconda è la velocità. Ecco, dobbiamo intervenire su questo. Io ricordo una cosa, quando furono introdotti i tutor in autostrada ci fu una levata di scudi e in qualche maniera anche comprensibile, non si conosceva bene i meccanismi, sembrava un modo per far passare le auto. Però a lungo andare io credo che li stiamo tutti apprezzando. Oggi viaggiare in autostrada, diciamo, il rispetto dei limiti di velocità è abbastanza oserei dire generalizzato. Chiaramente il tutor non perdona, per cui siamo tutti costretti, ma giustamente, a rispettare i limiti. Oggi prendere un'autostrada è molto, con il rispetto delle regole da parte di tutti, è molto più in sicurezza rispetto a quello che era semplicemente 10 anni fa o un numero di anni ancora maggiore, in cui chiaramente diventava una corsia di accelerazione modello aeroportuale. Quindi sono necessari questi interventi. Detto questo, sono necessari gli autovelox. Capisco anche questa azione che abbiamo in questo momento in Veneto di andare a danneggiare un'azione di vandalismo che va condannata senza se e senza ma. Detto questo, non strumentalizziamo l'autovelox. L'autovelox non è uno strumento per far cassa, al contrario dovrebbe raccogliere risorse che devono essere investite nella sicurezza stradale. L'obiettivo mio da politico, ma di tutti i cittadini, deve essere quello di avere la disponibilità di strade sicure, e utilizziamo questo strumento che è importante per raggiungere questo risultato. Se in moltissimi casi in cui vengono sollevate delle eccezioni sull'omologazione, sulla correttezza, sulla legittimità di questi strumenti, il giudice che viene incaricato di valutare esprime una valutazione appunto di illegittimità e quindi cancella le multe, è chiaro che c'è qualcosa che non va, su cui bisogna lavorare. Sì, anche perché infatti non passiamo il cerino, però onorevole, la mia domanda era sulla tolleranza. Se tu sindaco sai, ecco, che c'è questa sanzione e che c'è la tolleranza del 10%, come ha detto lei, e poi sentiremo anche Leonora Genusa,
Ecco, perché mandi la sanzione? Vuol dire che vuoi fare cassa e speri che questo povero disgraziato non sappia della tolleranza, che non deve essere pagata la multa subito, devi fare ricorso, perché nel momento che la paghi non puoi più fare niente. Questo lo trovo scandaloso, lo trovo vergognoso da parte dei sindaci che fanno questo, perché nel momento che tu mandi la sanzione è scritto perfettamente a che orario vai, e questo veramente vuol dire infierire su questa persona che da 50 a 55 non vedo quale sia il problema, e invece qualcuno vuole fare cassa, e questo sta veramente disturbando molti automobilisti che non ne possono più. Ecco, perché la tolleranza, se c'è, va scritta e non va spedita la sanzione. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Sono contento che ci sia un parlamentare del Movimento 5 Stelle. Intanto sono perfettamente d'accordo con te che negli autovelox una persona che supera di qualche chilometro la velocità consentita è per i comuni fare cassa. È capitato anche a me, a mia figlia, che ha superato di 3 chilometri vicino a Piove di Sacco nella strada dei vivai, ha superato di 3 chilometri il limite e mi è arrivata una multa da pagare di 50 euro, 49, non lo so. Vabbè, comunque discorso a parte. Volevo un discorso più generale e mi scuso se non entro proprio in questo speciale argomento, ma è un argomento penso di carattere generale importantissimo. Quando verrà fatta la riforma del catasto? Perché anche questa riforma del catasto è tanti anni che se ne parla e non si è più saputo niente. Verrà fatta prima o dopo, spero, perché in tutta Europa c'è, perché anche questo è un tassello importante all'evasione fiscale che purtroppo esiste. Ecco, volevo fare questa domanda in particolare all'onorevole. Grazie. Allora, grazie Livio, ti risponderemo subito dopo aver sentito anche cosa ne pensa Leonora Genusa, che oltre a essere soprano è agente di polizia locale, perciò è competente, sa di cosa stiamo discutendo e soprattutto cosa dovrebbe fare il cittadino, ma non essendo informato, ecco, paga, e quando ha pagato ciao pantalone. Prego. Ecco, intanto buongiorno e grazie mille per l'invito. È un piacere per me essere qui, insomma, e rappresentare la nostra categoria tanto discussa ultimamente. E quello che consiglio alle persone è che praticamente, se non concordate con il verbale, con l'atto amministrativo che avete ricevuto, non pagate, fate ricorso. È un vostro diritto, potete fare ricorso appunto o al giudice di pace o al prefetto che sia di turno e attendete i termini non pagando. C'è appunto generalmente, io per quanto concerne il mio operato, il mio comando e la zona dove appunto svolgo io servizio, che è appunto il comune di Noventa di Piave, e posso dire che noi il limite lo abbiamo sempre rispettato. Ecco, la tolleranza. Cioè non spedite la sanzione? No, perché... no, assolutamente non spediamo la sanzione. Noi veniamo chiamati praticamente per intervenire in alcune strade in cui veramente all'interno dei centri abitati molto spesso la gente va anche a 80 all'ora. A 70 all'ora, ci sono degli attraversamenti pedonali con i bambini, con le fermate molto spesso dei bus, e la gente va perché è di fretta, va perché magari non rispetta il limite di 50 o di 30 in alcuni punti, quindi veniamo proprio chiamati nella disperazione da queste persone, perché ci dicono proprio di fare più servizi velox, di mettere anche dei velox fissi per cercare comunque di far rallentare le persone. E allora ecco perché vengono messi i velox, ecco perché vengono messi praticamente quelli fissi, quelli mobili e anche i dossi e tutto il resto, per cercare praticamente di far rallentare comunque anche appunto i conducenti delle auto, che molto spesso sono pericolose anche per i bambini appunto che escono dalle scuole o anche magari per eventuali anziani, o perché molto spesso ci troviamo anche ad avere delle case che magari sono in zona industriale, zone dove passano magari dei camion e dei mezzi pesanti, e ovviamente cerchiamo di tutelare, di mettere in sicurezza le zone. E ridico un'altra volta,
se non concordate con il verbale ricevuto, non lo pagate e attendete, fate ricorso perché è un vostro diritto. Vede, Leonora, il nostro problema, specialmente qua nel Veneto, è che prendiamo paura. Tanto è vero che noi vediamo le code per pagare veramente delle cose che potremmo tranquillamente aspettare, soprattutto perché la paura viene anche scritta: se paghi entro 3 giorni, se paghi subito, sennò questa sanzione aumenta. Allora voi capite che noi abbiamo un popolo anche di diversamente giovani. Abbiamo una realtà che veramente dovrebbe essere tutelata. Abbiamo delle strade che sono impercorribili perché non si è puntato sulle infrastrutture, quelle che servivano, ma su cose che non servivano. Allora capite bene che noi vediamo di tutto e di più: le piste ciclabili, poi la gente che corre fuori della pista ciclabile, i monopattini non ne parliamo, perché tanto non paga nessuno. Ognuno esce di casa, si fa le proprie regole, ma nel momento che tu devi farle rispettare le regole, le devi fare anche in maniera seria, molto seria. Cosa dice, onorevole? Poi rispondiamo anche al nostro Livio da Padova. Prego, onorevole Cappelletti. No, io dicevo che sono d'accordo con quello che ha detto lei, cioè non ci deve essere un abuso di questo strumento. È chiaro che i comuni hanno difficoltà a chiudere i bilanci e la possibilità in qualche maniera di avere delle nuove entrate utilizzando questo strumento, che dovrebbe essere finalizzato al contrario a rispetto ai codici della strada, e i proventi appunto di queste multe dovrebbero essere utilizzate proprio per essere investiti per rendere più sicura la viabilità nei nostri territori. Bene, questo è un obiettivo che deve essere ripreso, deve essere mantenuto, deve essere confermato, deve essere l'obiettivo di tutti. E se l'obiettivo di un comune rispetto all'autovelox è quello di rimpinguare le casse comunali per sostituire le entrate che sono sempre più basse da parte dello Stato per la spesa corrente, qui veramente facciamo un cortocircuito drammatico, e il risultato qual è? Il risultato è quello che assistiamo in questi giorni, in cui la solidarietà non la riceve l'amministrazione comunale, un danno, ma la riceve un vandalo che in qualche maniera si fa portatore di un sentimento diffuso. Tuteliamo il bene comune, tuteliamo la necessità del rispetto e dell'utilizzo degli strumenti per il rispetto dei limiti di velocità, e detto questo, se ci sono degli abusi da questo punto di vista devono essere sanzionati. E i cittadini hanno uno strumento straordinario che è la matita elettorale in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale alle amministrative. Sì, è vero anche questo, però io penso che dovrebbe essere sanzionato questo sindaco che ha fatto questo, perché se c'è la tolleranza e il sindaco non la rispetta, ecco, io pago e poi non posso più fare ricorso perché ho già pagato, mi sembra che sia l'assurdità. Onorevole, dovete mettere le mani anche in queste cose, perché veramente la popolazione non ne può più, perché poi chi è che paga? Abbiamo sentito quel ministro, anzi quella ministra, che ha collezionato 60 sanzioni, non ne ha pagato neanche una. Capisce bene che poi chi paga è sempre la fragilità, e questo è insopportabile, onorevole. Per quanto riguarda Livio del Catasto, onorevole, come risponde? Allora, io sono d'accordo con il telespettatore. Attenzione, non sono nuove tasse, almeno l'intenzione politica del movimento che rappresento non è questa. Il problema è un altro. Pensiamo all'IMU. L'IMU viene calcolato sulla base della rendita catastale. Però se le rendite catastali sono errate, in molti casi lo sono perché non sono state aggiornate, ci sono degli edifici di pregio che hanno nei centri cittadini che hanno un valore oggettivo molto elevato, una rendita catastale molto bassa, e per contro degli appartamenti di periferia che sono stati svalutati anche nel corso degli anni, che mantengono una rendita catastale molto alta e obbligano quindi i proprietari a corrispondere una tassazione chiaramente rapportata proporzionale alla rendita catastale. Quindi si impone la necessità di una riforma, naturalmente di una maggiore attinenza con quello che è il valore effettivo reale degli immobili di cui stiamo parlando, ma questo deve essere fatto senza un aumento del gettito fiscale.
cioè no a nuove tasse, sì ad una revisione del catasto che sia in grado di ripartire in maniera più equa, corretta e attinente alla realtà quelli che sono effettivamente i valori degli immobili. Ora, durante lo scorso governo Draghi, e ci abbiamo provato, il centro-sinistra era favorevole appunto di una riforma che partisse da questi presupposti. Parità di gettito, quindi non si interviene, non si introducono nuove tasse, però si interviene appunto sulle rendite catastali andandole ad aggiornare. Il centrodestra si è opposto sostenendo che invece fosse una manovra surrettizia per introdurre una nuova patrimoniale. Ora, che c'è il centrodestra al governo del paese che prenda il toro per le corna e che dimostri al paese che se sono anche loro disponibili e a favore di una riforma del catasto, la facciano con tutte le garanzie che questa riforma non vada ad aumentare di un solo euro il gettito fiscale. Ecco, da questo punto di vista noi come forze di opposizione chiaramente daremo tutto l'appoggio possibile. Credo che in questo momento non ce ne siano le condizioni. Le do un numero. Da inizio anno, quando sono passati un anno e mezzo di governo, forse anche meno, sono stati già fatti 15 tra condoni e sanatorie. Quindi mi pare che la politica e la sensibilità della maggioranza vada in direzione opposta, contraria rispetto ad una correttezza anche dell'imposizione fiscale, ma al contrario vada nella direzione di sostenere chi le tasse non le ha pagate, non le vuole pagare e non intende pagarle. Ecco, fare 15 condoni sanatorie in poco più di un anno significa premiare i furbi, ma anche umiliare gli onesti che le tasse le pagano. Però, onorevole, non le sembra che questo sia cittadino onesto, cittadino che lavora? Abbiamo sentito adesso la protesta degli agricoltori, quelli seri, quelli piccoli che non ce la fanno più. Non sia minimamente ascoltato, onorevole. Perché le dico questo? Perché c'è un malessere diffuso che è quello che questo cittadino non ne può veramente più, perché è quello che paga. È quello che realmente paga, poi quello che lavora non prende niente, quello che non fa niente in Italia prende una montagna di soldi. Noi paghiamo i parassiti, onorevoli, invece di pagare la gente che veramente lavora. Abbiamo l'operaio ancora che è quello meno pagato veramente in Europa, le pensioni più basse. Abbiamo questo cittadino che si vede se prende il posto macchina all'interno di un condominio, acquista un posto macchina, non un garage. E deve pagare anche la tassa perché diventa garage il posto macchina privato. Penso che veramente non sanno più dove andare a colpire la fascia debole, perché è quella che paga, onorevole, e questo deve finire, perché non ce la fanno più. Guardate che noi, ho detto sempre, poi il Veneto specialmente siamo tiepidi, ma se veramente si arrabbiano, guardate che non ce n'è più nessuno, perché ormai l'acqua dal vaso sta traboccando in maniera incredibile, non sappiamo veramente più cosa dirvi, parlo in generale naturalmente, onorevole, perché questo popolo non ce la fa più, un popolo di creativi, fatto di artigiani, di persone per bene. Ma perché devono vincere sempre le multinazionali, le lobby? Ma perché? Ma quanto durerà questo, onorevole? Guardate che se andiamo avanti così non ce ne sarà per nessuno. Cosa dice? Ecco, oltre che giustamente da persona che si occupa di polizia locale, da soprano, perciò un'altra veramente attività che veramente impegna molto, ma che dà anche piacere. Ecco, la fatica di rimanere a galla, ecco, come donna, anche come donna. Ecco, stipendi pagati diversamente dagli uomini, questa donna che cerca di arrampicarsi sulla scala ma che cade sempre, per colpa anche di certe donne che dovrebbero lanciare dei messaggi più importanti. Cosa dice Leonora? Beh, io penso assolutamente che è urgente fare delle riforme per questo, a livello di società. Noi siamo praticamente una delle nazioni con gli stipendi veramente più bassi, parlo per le forze dell'ordine, molto spesso ci troviamo veramente a rischiare la vita contro i malviventi, eppure ci viene riconosciuto veramente molto molto poco di tutto quello che facciamo. Però ovviamente lo facciamo perché abbiamo un alto pensiero verso la società che comunque bisogna difendere, coniugato
coniugare come donna la famiglia e il lavoro non è assolutamente semplice. Io per prima, per esempio, nel periodo del Covid ho aperto un ATS per cercare di dare anche la possibilità agli artisti, ai giovani artisti di esibirsi all'interno dei palcoscenici, appunto con la mia ATS Treviso Armonia, dove sono attualmente vicepresidente e anche direttore artistico. Attualmente sono stata anche il primo soprano, infatti invito a prendere tutti quanti spunto dal corpo della banda musicale appunto della Polizia Locale di Venezia e a fare ciò che hanno fatto loro, dandomi l'opportunità in quanto soprano, perché i soprani, lei deve sapere che attualmente lo strumento voce non è inserito tra praticamente le parti concorsuali delle forze dell'ordine, perché lo strumento voce deve essere praticamente non deve essere inserito all'interno della sezione banda delle forze dell'ordine, perché fino adesso sono sempre state collaborazioni esterne. Io attualmente ho il merito, l'onore anche di poter dire che sono all'interno delle forze dell'ordine e di potermi esibire con il corpo della banda praticamente musicale della Polizia Locale di Venezia. Aprite i bandi anche allo strumento voce. La voce è stato il primo strumento musicale del mondo. Date le stesse opportunità degli stessi altri strumentisti, appunto, non solamente i sassofonisti, non solamente i clarinettisti sono importanti, ma anche i cantanti lirici. Abbiamo bisogno, accoglieteci all'interno delle questa non la vostre... sapevamo, l'abbiamo un'altra di nuovo questa mattina. Italo Guglielmo da Padova, vai Italo Guglielmo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. A tutti. Io volevo ritornare un po' sul problema della sicurezza stradale. Mi sembra, ma potrei sbagliare, che dopo un limitatissimo numero di anni di servizio sulla strada, gli agenti possano richiedere di essere adibiti a lavori interni negli uffici comunali. Io penso che se una persona a 20 anni ha fatto un concorso e ha scelto di fare il vigile urbano o il vigile territoriale, deve fare questo lavoro fino all'età in cui va in pensione, a meno che non ci siano gravi motivi di salute che lo autorizzano a fare una richiesta diversa. Invece mi consta che dopo 2 annetti di intemperie si ritirano tutti negli uffici pubblici. La cosa non mi piace neanche un po', perché se io ho fatto una scelta la devo mantenere, non perché ci sono gli accordi sindacali con i comuni che dopo io cambio completamente tipo di attività e vado a fare lo scriba, se così si può dire, all'interno degli uffici. No, buona questa roba qui. Se io ho fatto domanda per fare il vigile, lo faccio fino al momento in cui posso andare in pensione. Ecco che allora ci mancano le forze dell'ordine sulle strade, perché questo è il problema. La forza dell'ordine, solo la presenza fisica di una persona induce alla prudenza, alla paura, perché il coltello in senso buono dalla parte del manico ce l'ha l'agente di pubblica sicurezza, non l'autista indisciplinato, mi sono spiegato. Quindi direi che la radice del male è molto molto complessa, ma anche molto semplice. Ognuno deve dover fare il lavoro che ha deciso di fare. Non ci sono, a meno che di gravi problematiche fisiche, a meno che non ci siano, ma uno deve fare il vigile sulla strada. Ma stiamo scherzando. Scusatemi, ma io queste cose non mi piacciono neanche un po', anzi dirò che mi fanno un po' schifo, se la parola non è troppo offensiva. Comunque lo ribadisco, queste cose mi fanno schifo. Chiedo scusa, ti ringrazio e saluto i tuoi ospiti. Grazie Italo Guglielmo da Padova. Prego onorevole, come commenta sia quello che ha detto Leonora Genusa che quello che ha detto Italo Guglielmo da Padova. Prego onorevole. Ma io non credo che sia così. Mi sa più una leggenda che non un dato reale. È chiaro ed è vero, c'è un problema che riguarda tutta la pubblica amministrazione, ossia quello di evidentemente di ambire a una progressione in carriera, di magari svolgere attività e funzioni più congeniali, più ritenuti più
congeniali per la propria prospettiva lavorativa. Quindi questo è anche comprensibile. Detto questo, è chiaro che ci sono i presupposti, quindi un certificato medico, quindi una sopravvenuta indisponibilità a procedere con determinati tipi di attività, e questo è giustificato. Dove non sussistono questi presupposti, ci possono essere altri concorsi da fare. Spesso vengono fatti i concorsi all'interno della pubblica amministrazione, questo apre chiaramente a nuove possibilità professionali, ma sono d'accordo col telespettatore: se vinco un concorso per fare il portalettere, faccio portalettere, dopodiché dovrò vincerne un altro per fare un altro tipo di attività, e questo dovrebbe riguardare qualsiasi tipo di funzione all'interno della pubblica amministrazione. Altrimenti il rischio è quello di fare una corsa continua, di essere sguarniti e contemporaneamente avere un eccesso magari di disponibilità professionale su altri settori dove magari non ci sarebbe la necessità. Però, onorevole, mi sembra che ancora adesso, nel 2024, molte aziende facciano fatica ad assumere le persone diversamente agili, come li chiamo io, perché la parola disabilità non la sopporto, non mi piace, sono più abili di noi in certe situazioni. Ecco, perché non cercare di mettere negli uffici queste persone che, guardate, io ve lo dico sempre, quelle che riescono a lavorare lo fanno benissimo, con una serietà, con una competenza anche, perché sono anche preparati. Ma perché siamo così culturalmente indietro, onorevole? Guardate che c'è la legge 143, ma è nella carta. Poi come applicazione non ci siamo, perché i numeri danno ragione alla Mirella, non vengono assunti. Come si sente la parola purtroppo disabilità viene messo da parte. Ecco, anche qua, onorevole, non si dovrebbe fare un passo avanti se vorremmo parlare della parola inclusività e non di disabilità? Sì, e la politica può fare molto. Pensiamo ad esempio agli incentivi per l'assunzione di un soggetto con disabilità. C'è un obbligo superiore per le aziende che superano un determinato numero di dipendenti, c'è l'obbligo di avere una o più persone in proporzione naturalmente dei propri dipendenti, ma spesso viene disatteso. E perché viene disatteso? Perché le aziende preferiscono pagare la sanzione. Abbiamo la connessione che va e viene, prego onorevole. Sì, scusatemi. Ecco, viene fatto banalmente, viene soppesato il vantaggio che c'è a violare la norma, violare questo obbligo, e eventualmente la difficoltà attesa che è conseguente all'assunzione di un soggetto disabile. Io credo che la politica possa fare molto, ossia di incentivare in maniera sostanziale e maggiore l'assunzione di soggetti disabili. Questo dal punto di vista per venire incontro, diciamo, alle esigenze dell'azienda che chiaramente deve poi seguire un percorso di inserimento, di formazione, eccetera. Ma lo spazio maggiore è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, dobbiamo farlo a livello culturale, e a livello culturale dobbiamo farlo come paese, come cittadini. Fermo onorevole, ma non è che la politica ha dato la possibilità invece l'incontrario, di far diventare milionarie le cooperative sfruttando queste persone, pagandole con delle cifre irrisorie? Eppure le posso assicurare che fanno un lavoro veramente determinante, ma veramente sono bravissimi. Questo è sfruttamento, onorevole, perché nessuno ne parla? Mentre abbiamo queste cooperative che diventano sempre più ricche, non tutte, perché ce ne sono anche di brave, ma qualcuno ci marcia alla grande. Prego onorevole, non dovresti intervenire? La ringrazio per questo spunto, perché non se ne parla abbastanza, ma non è proprio vero che nessuno ne parla, perché una delle battaglie più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata proprio quella per lo sdoganamento di un cosiddetto salario minimo. Cioè, ci sono più di 3 milioni di persone, 3 milioni e mezzo di persone in Italia che percepiscono un salario che non arriva alla soglia di povertà. Cioè non sono poveri perché non hanno lavoro, loro non sono poveri lavoratori. E attenzione, come è stato affrontato questo problema negli altri paesi, in Europa e nel mondo? Senza approccio ideologico. Qual è una soglia di dignità del lavoro? La nostra Costituzione prevede che il lavoro debba essere degnamente retribuito. Ebbene, noi l'abbiamo dimensionata, abbiamo stabilito proprio una cifra, abbiamo detto sotto i 9 euro lordi l'ora è sfruttamento. Non ci può essere un contratto, una contrattualizzazione di soggetti, quindi
in regola, un lavoro previsto che rispetti le regole, che preveda la corresponsione di un salario inferiore a questo. E qui c'è stato un dibattito anche molto acceso in aula. Il centrodestra non ha avuto il coraggio di cancellare, di annullare, di abrogare questo tipo di proposta, perché era una proposta delle opposizioni, e avrebbe potuto farlo con un voto di un emendamento abrogativo, avrebbe archiviato l'istanza. No, si è preso tempo anche perché nel Paese una grande maggioranza di cittadini si era dichiarato è a favore dell'introduzione di un salario minimo anche nel nostro Paese, così come c'è praticamente in tutto il Paese, in tutti i Paesi occidentali. Questa è una battaglia che chiaramente non siamo riusciti a vincere. In questo momento è tuttora tra le cose che vorremmo fare, ma non siamo riusciti a fare. Sì, ma vede, onorevole, noi ci troviamo ad aver avuto quasi 70 governi. Allora, è inutile che continuiamo a passare il cerino, è colpa mia, è colpa sua. Qua le cose non cambiano, questa è la verità. Per queste persone, indipendentemente dal governo, perché li abbiamo avuti tutti, centrodestra, centrosinistra, governi tecnici, non è cambiato niente. Siamo nel 2024. Noi sentiamo di parlare di soldi, di montagne di soldi che arriveranno, però poi quando andiamo a fare la divisione io vedo cosa arriva, onorevole, ed è da mettersi le mani nei capelli, perché sono tanti soldi, ma sono di più quelli che dovrebbero beneficiarli, per poi le cifre che voi sentite, milioni, 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 si riducono a qualche decina di euro, a qualche centinaia di euro. Questa è la verità, e questa persona che dovrebbe avere ancora più rispetto del lavoro si vede strumentalizzata e sottopagata. Purtroppo questa è la verità, bisogna assolutamente venire fuori da questo tunnel mostruoso che già hanno un problema di sopravvivenza queste persone, perché sappiamo poi che c'è tutta un'altra storia a fianco di famiglie che non ce la fanno a supportare queste realtà che sono veramente di una fragilità incredibili, ma ve lo posso assicurare, se noi li guardassimo con altri occhi vedremo delle persone meravigliose. Detto questo, andiamo a vedere invece questo video della Leonora che ha portato, Leonora Genusa, Regnava nel silenzio, concerto, e andiamo a sentire, poi commentiamo. Ecco su quel margine l'ombra mostrarsi a me. Guardi che parla
Allora, intanto complimenti, veramente Leonora, veramente complimenti. Avete capito che la voce non è riconosciuta? Ma intanto aprite bene le orecchie, svegliaventi, culturalmente come vi faccio crescere anche con questa musica meravigliosa, la musica lirica. Guardate che è bellissima. Ma Leonora, noi siamo rimasti di stucco, non si sapeva, la voce non è riconosciuta. Ma cosa vuole chiedere all'onorevole, visto che questa mattina abbiamo la possibilità di avere un onorevole che magari ascolta un po' di più di altri, perché veramente non sappiamo più cosa dire. Guardi onorevole, anche questa mattina è un'altra novità. Prego. Allora, quello che vorrei chiedere appunto all'onorevole è di poter dar spazio proprio come ha fatto la banda della polizia locale praticamente di Venezia, grazie al comandante appunto Marco Agostini, che ha creduto nel progetto bandistico e ci ha permesso praticamente di intraprendere veramente una moltitudine di eventi che abbiamo adesso a tutt'oggi ancora in programma, e abbiamo appena finito una trasferta che è partita da Noventa di Piave a Padova, a Pordenone, sempre praticamente per le varie festività e manifestazioni e celebrazioni ufficiali della polizia locale. Io appunto forse ho promosso qualcosa che ancora non era ancora stato promosso, in quanto tenendo fortemente all'opera lirica avevo un forte desiderio, prima quello di entrare nelle forze dell'ordine, e ricollegandomi a quello che alla telefonata di prima, io non cambierei mai il lavoro della polizia con un'altra tipologia di lavoro, perché l'ho voluto con tutta me stessa, mi sono impegnata moltissimo, ci ho messo l'anima appunto superando i vari concorsi, ecco, quindi su questo tengo alla sicurezza, amo parlare con i cittadini, quindi questa è una cosa che fa parte di me, non lo cambierei mai, e a portare avanti la mia arte. Mi sono presentata praticamente al corpo della banda della polizia locale come un soprano appunto che viveva a Treviso e che aveva voglia di sperimentare la propria musica, ma non come praticamente cantante lirica dall'esterno, sempre come collaborazione esterna, ma come praticamente strumento, voce che facesse parte integrante del corpo della polizia. Aprire bandi di concorso all'interno delle forze dell'ordine per lo strumento voce, come viene fatto per tutti gli altri strumenti, sarebbe un arricchimento in più, perché noi abbiamo l'opera è nata qui in Italia, portiamola avanti anche veramente con onore, la con musica gloria. è nata in Italia, Esatto. Leonora, la musica, onorevole, cosa dice? Che sorride, forse è un ben presupposto. Partiamo col sorriso dell'onorevole Cappelletti, prego. No, innanzitutto i miei complimenti, veramente vivissimi complimenti. Questa è non solo arte, ma è cultura. E come in quanto tale è chiaro che deve essere sostenuta, deve essere incentivata. Io purtroppo, ma insomma tutti coloro che sono cresciuti in questa generazione hanno assistito alla chiusura nel nostro paese, una dopo l'altra, di tantissime orchestre di musica da camera. E questo sono praticamente quasi scomparse, e questo non è una perdita per i musicisti, è una perdita per l'intero paese e per la proposta culturale del nostro paese. Per cui tutto ciò che può essere fatto per incentivare la diffusione della cultura, che sta alla base di tutto il resto, io credo che vada sostenuto. Non sono una volta Tremonti ha dichiarato che con l'arte, con la cultura non si mangia, perché io penso esattamente l'opposto. Tant'è che siamo un paese che ha forte vocazione turistica, per cui dobbiamo al contrario andare a investire su queste eccellenze straordinarie, proprio perché sono viati a ottenere e raggiungere degli obiettivi molto ambiziosi. Quindi risparmiare sulla cultura alla fine non è un risparmio, è un tagliare su un investimento straordinario che porta alla crescita non solo economica ma anche umana, culturale del nostro paese, e quindi tutto ciò che può essere fatto dovrebbe essere fatto, insomma.
Io, se posso aggiungere una battuta invece sul salario minimo, proprio una battuta considerata anche la rilevanza dell'argomento, nel 2013 il primo disegno di legge depositato in Parlamento che introduce il salario minimo in Italia c'è anche la mia firma, quindi non è una battaglia che portiamo avanti negli ultimi mesi o negli ultimi anni. Poi è vero, perché non l'avete fatto quando siete andati al governo? Abbiamo avuto un problemino che si chiama pandemia, purtroppo, che ha schiacciato come un bulldozer tutte le altre questioni. Poi è subentrato il governo successivo e lì abbiamo cercato di riportare Vede, onorevole, che fa confusione anche lei con tutti i governi che abbiamo avuto, che non se lo ricorda. Vede, onorevole, pensi quasi 70 governi, faccia conto lei. Onorevole, però la mia domanda è anche questa. Onorevole, perché il tempo corre ed è tiranno. Teniamolo al centro dell'attenzione, questa è una battaglia importante, è una battaglia di civiltà. Allora, onorevole, il tempo è tiranno, devo correre, ma devo chiederle anche se ci sarà questo terzo mandato o quarto per qualcuno dei governatori, com'è la storia, perché noi siamo molto curiosi, anche perché avremo bisogno di aria fresca, a mio avviso, molta aria fresca, perché sennò diventano dittature. Prego, onorevole. Sono d'accordo con lei, noi siamo assolutamente contrari, ma no, dirà, ecco, se siete contrari a tutto, no, siamo favorevoli al mantenimento del secondo mandato come numero di mandati massimi che può essere, in cui ci si possa candidare. E perché il secondo mandato? Ma perché crediamo che un paese senza i Gasparri, senza i Salvini, senza i Casini, senza i Sgarbi, e faccio dei nomi puramente a caso, che sono mantenuti dalla politica in Parlamento da una vita, chi da 30, chi da 40 anni, chi anche di più, è un paese che non progredisce, al contrario rimane legato al suo passato. C'è bisogno di forze nuove, c'è stato un dibattito chiaramente anche molto forte all'interno del Movimento 5 Stelle su questo, abbiamo tenuto fede alla nostra linea, siamo nati con un movimento che proponeva il numero massimo di 2 mandati per lasciare spazio a forze giovani, chiaramente poi non finisce la politica nel momento in cui io sono al secondo mandato, quando avrò finito il secondo mandato sicuramente non mi candiderò, ma cercherò di fare, lo sto cercando di fare già adesso, tutto il possibile per dare una mano ai prossimi che riusciranno a candidarsi con magari più energie del sottoscritto per cambiare in meglio questo paese. Per cui assolutamente no, sono d'accordo con lei. Se poi nel merito mi consentite una battuta, andiamo a vedere l'unica grande opera che è stata realizzata in Veneto negli ultimi 20 anni, è la Pedemontana Veneto, da 1 miliardo è arrivata a 13 miliardi, quindi ci sono 11 miliardi di euro di sovraccosti. Se questo è il risultato di questa amministrazione rispetto al quale dovremmo esprimere un apprezzamento, e che io credo che si è riusciti a fare peggio della Salerno-Reggio Calabria e non era affatto facile riuscirci. Sì, però onorevole Cappelletti, lei oggi penso sia collegato da Vicenza o sbaglio? Sì, in provincia di Vicenza. Però da Vicenza l'aria è molto buona, siamo anche quasi in collina, siamo buoni. Ma l'aria di Roma com'è, onorevole? Perché io voglio capire l'aria di Roma su questo terzo mandato. Ecco, lei dal suo osservatorio cosa vede e cosa sente? E lì, guardi, le dico la verità, è una questione, la dico per quello che è Dops Des. La Lega ha fatto questa richiesta, Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono opposti, e si tratterà di vedere cosa la Lega riuscirà a dare agli altri partiti che fanno parte dell'alleanza di governo in cambio di questa. Fino adesso sono riusciti a trovare la quadra su tutto. Da una parte c'è il regionalismo differenziato, dall'altra c'è il premierato, sono sbagliati tutti e due, ma tant'è, hanno ottenuto il favore degli uni e degli altri, quindi è tutta una partita da giocare. Secondo me è sbagliato fare politica in questa maniera, e il terzo mandato dovrebbe essere valutato proprio sulla base di quello che diceva lei, ma è opportuno, è utile per i cittadini anche del Veneto, ma di tutte le altre regioni, che ci sia che non ci sia un ricambio ai vertici delle istituzioni. Secondo me è sbagliatissimo, e lasciamo stare quale sarà la contropartita, è sbagliato in sé e quindi va contrastato nei limiti ovviamente degli strumenti offerti dalla democrazia. Vede, onorevole, è tutto sbagliato perché poi il cittadino a casa capisce molto bene, tanto è vero che a livello amministrativo comunale se il sindaco semina bene lo rielegge e se il sindaco semina male lo boccia e va a casa. Il problema è che nessuno vuole cambiare la legge elettorale.
non abbiamo le preferenze, perciò ci troviamo a votare chi vogliono loro e sono le segreterie che comandano e la fanno da leone. Allora, se non andiamo a votare, perché non andiamo a votare? Se andiamo a votare, votiamo ancora con le leggi, la legge elettorale che il popolo italiano vorrebbe cambiare, perché questa è la realtà, però non si fa niente. Allora, io chiederei anche a Leonora Genusa, visto che ha spiegato anche molto bene, ecco, l'importanza di esserci, di capire quali sono le priorità anche per questo paese meraviglioso. Perché quando mi dicono, ma sai, è bravo quel governatore, quel presidente, è bravo, non so perché lo chiama governatore, si chiama presidente della regione, è bravo, ma quanti bravi ce ne sono a casa? Quante Leonore ce ne sono a casa di brave, competenti, che non riescono a introdursi magari in un sistema dove comandano le segreterie, se fai parte del cerchio magico entri e se no stai a casa, hanno poco di venirlo a dire. Allora Leonora, cosa sei? Ecco, questa voglia di esserci, la voce ad esempio, ma perché la mia voce non è riconosciuta? Eppure avete sentito, eppure hanno fatto anche questo, prego. In Italia più di ogni altro paese bisogna lottare per affermarsi, per affermare soprattutto per coloro che fanno parte del comparto culturale. Bisogna lottare e poi ci si riesce. Però qualche la fatica, volta, qualche volta. Però la fatica è tanta e l'impegno deve essere massimo, molto spesso praticamente trascurando quello che è la famiglia e dandosi tutto appunto per la carriera, però diciamo che le opportunità ci sono, il problema è che molto spesso non vengono sfruttate a dovere e le opportunità bisogna crearne sempre di nuovo, perché il mondo sta andando avanti, il mondo cambia, quindi anche le opportunità devono aprirsi, devono rinnovarsi e devono abbracciare quelli che sono praticamente i giovani di oggi, per cercare insieme a loro delle soluzioni che potrebbero far migliorare sicuramente la nostra nazione. Molto chiara veramente Leonora Genusa, poi sentiremo in chiusura, ormai siamo in chiusura, anche qualcos'altro di un altro brano di Leonora Genusa. Allora sentiamo come ci saluta l'onorevole Cappelletti. Onorevole, come ci saluta? No, innanzitutto la saluto con i ringraziamenti per l'invito a partecipare alla sua trasmissione. È la prima volta, spero ce ne siano delle altre. Sono stato veramente lieto di essere qui con voi. La saluto con un appello. Capisco e condivido quello che ha detto lei poc'anzi, cioè sul fatto che c'è sempre meno fiducia nei confronti della politica, ma non posso condividere il fatto che questo vada a giustificare il cittadino che non va a votare, perché se il cittadino va a votare, nonostante, attenzione, sono d'accordo con lei, la legge elettorale è veramente un disastro, non ci sono le preferenze per cui alla fine decidono i partiti, è una cosa tutta esattamente contraria alla ragione e contraria all'interesse dei cittadini. Ma detto questo, non andare a votare è la scelta ancora peggiore, perché dimandiamo agli altri, che sono sempre una minoranza sempre più piccola, a decidere il futuro nostro e soprattutto dei nostri figli. Ecco, almeno andiamo a votare, almeno assumiamoci la responsabilità di queste scelte. Se c'è un cambiamento, il cambiamento non può prescindere dalla partecipazione, quindi è proprio la partecipazione che induce il cambiamento, per cui va bene tutto, ma non decidiamo di non andare a votare, altrimenti la diamo a vinta proprio a coloro che dovremmo al contrario andare a contrastare. Oddio, se avessimo degli esempi molto più stimolanti, ad esempio l'etica anche in Parlamento, non sarebbe mica male, però onorevole Cappelletti, le devo dire la verità, anche perché i giovani che sembrano così lontani invece sono molto attenti e insensibili a questi messaggi che arrivano e vediamo cosa sta succedendo. Allora io ringrazio l'onorevole Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, che è stato con noi, grazie veramente onorevole Cappelletti, ringrazio anche Leonora Genusa, soprano e agente di polizia locale. Grazie. E vi lascio con qualcosa, un piccolo, perché abbiamo i minuti contati, del secondo video che ha portato Leonora Genusa, Tu che mai preso il cuore. Pensate, la politica riesce a prendere il nostro cuore ancora? No. Andiamo a sentire Leonora. No
Io chiedo veramente, lo so, è difficile, è duro, un po' di pazienza, perché i giovani medici stanno imparando, stanno diventando dei validissimi professionisti, la telemedicina ci aiuterà, abbiamo un po' di pazienza, perché continuo a ribadire, a fine del 2024 avremo ovviamente la possibilità di dire le zone carenti praticamente non esisteranno più. È un obiettivo ambizioso quello che Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, dà alla sanità trevigiana su un tema sensibile come quello dei medici di base, carenza che riguarda diverse aree del territorio, soprattutto nell'area pedemontana. Lo stesso Benazzi aggiorna il quadro. Ci sono 73 zone dove però gli assistiti hanno tutti un medico, dove però gli assistiti sono posizionati su medici di altri comuni. Quindi per l'anziano la difficoltà qual è? L'anziano che deve spostarsi in un altro comune per farsi vedere dal medico, o comunque deve chiamare il figlio, farsi aiutare dal figlio, dal comune, dagli assistenti sociali per spostarsi. Questa è la carenza. Comunque, quindi non c'è nessuno che non ha il medico curante. Hanno il medico curante in aree diverse, magari distanti anche 7, 8, 10 chilometri dalla propria abitazione. 73 dunque le aree carenti sulle quali si vuole intervenire, in leggero miglioramento rispetto alle 96 comunicate sempre dall'ULSS a metà 2022. Qualcosa nella programmazione sarebbe cambiato rispetto al passato e in meglio. La Regione Veneto ha attivato borse di studio e l'università ha aperto i numeri, sostanzialmente li ha aumentati. Ci sono poi le nuove generazioni di medici, compresi gli specializzandi, spesso provvisori per questione di graduatoria. Il più giovane medico che abbiamo, che fa provvisoriamente il medico di famiglia, ha 25 anni, quindi tenga presente che anche l'esperienza non è quella di un medico navigato. Io sono convinto comunque che questi colleghi nel giro di 2 o 3 anni diventeranno dei medici efficienti. Nuove risorse ma anche nuove tecnologie per arginare una situazione da molti considerata cronica. Pian pianino ritorneremo alla normalità, però dovremo anche utilizzare su questo con i medici famiglia, stiamo ragionando, il teleconsulto, quindi il medico di famiglia può vedere dei pazienti che hanno determinate patologie, si serve del contributo dello specialista e così si evitano spostamenti inutili da parte dell'utente. I medici stanno arrivando, nel senso che grazie a questa operazione regione-università noi avremo questi medici. Allora ringrazio Andrea Rossi, direttore geriatria ospedale Canfoncello ULSS 2 Treviso, di essere con noi, perché vogliamo sentire dal suo osservatorio com'è la situazione. Abbiamo sentito il direttore generale Benazzi, che ringrazio, però vorremmo sapere anche chi tocca con mano quella che è la realtà dei diversamente agili e diversamente giovani, come li chiamo io, direttore, ma soprattutto sono molto preoccupata per quelle fragilità dove non riusciamo ad arrivare per vari motivi, perché è stato tagliato tantissimo anche sulla sanità e vengono colpite queste fragilità, perché nel momento che voi le dimettete dall'ospedale non c'è più il servizio alla persona o pochissimo. Com'è la situazione, dottor Rossi, e grazie di essere con noi. Buongiorno Mirella, a lei e ai suoi telespettatori. La situazione è, diciamo, complicata perché siamo nel mezzo di una tempesta oggettivamente. Vi è un combinato disposto che è in atto all'incirca, si è acutizzato negli ultimi 5 anni, ma i segni c'erano già nel 2010-2011, legato a una programmazione dei numero di medici che è stata completamente sbagliata sostanzialmente. Quindi fino al 2008-2010 il concorso per la medicina di base veniva fatto ogni 3 anni, nel senso che c'erano così tanti medici apparentemente che non era necessario fare il concorso per la scuola di specialità in medicina generale ogni anno. Veniva fatto ogni 3 anni, e allo stesso modo le borse di specialità per diventare gastroenterologi, geriatri, medici internisti o chirurghi erano 8.000 l'anno a fronte di 11.000 laureati ogni anno, quindi c'erano 3.000 medici che restavano sostanzialmente al palo e che o dovevano emigrare, molti sono emigrati in effetti,
o erano costretti comunque a fare la guardia medica, oppure aspettavano anche il concorso della medicina generale. Quindi ci siamo trovati ad affrontare anche il momento della pandemia, che è stato un momento molto particolare, con questo tipo di situazione che stiamo pagando tuttora. I primi servizi a pagarlo sono stati i servizi nelle aree periferiche. Lei, Mirella, faceva giustamente riferimento alla Pedemontana, e anche il direttore Benazzi faceva riferimento a queste aree che sono più disagiate e in cui il peso delle carenze risulta essere molto più marcato. E diciamo, quella marea, quello tsunami che si vede da lontano, prima prende gli ospedali periferici e poi prende anche gli ospedali centrali. Anche negli ospedali centrali in realtà noi viviamo delle carenze di personale in determinati reparti, perché il sistema purtroppo tende ad avvitarsi su se stesso. Questo si riflette nell'allungamento delle liste d'attesa e nella riduzione dei servizi alla persona, sia sul territorio sia a casa. Si lotta costantemente per cercare di mantenere il turnover, quindi sostituire in pratica i medici che vanno in pensione o che decidono di lasciare il sistema sanitario nazionale, ma siamo ancora nel mezzo della tempesta. Non c'è più la pletora medica che tappava tutti i buchi possibili, sia sulla medicina generale sia sugli ospedali, e ne stiamo pagando lo scotto. Allora, dottor Rossi, io ho avuto ogni mattina purtroppo la sensazione che questi diversamente giovani, nonostante il direttore Benazzi dicano che hanno un medico tutti di famiglia, non siano veramente informati su quella che è la loro possibilità, anche magari andando da un altro comune, un'altra realtà, specialmente per quanto riguarda le cataratte. Io ho avuto questa signora di 85 anni in provincia di Verona che non riesce neppure a mettersi in contatto per capire dove può capire, quando si può fare questa cataratta, e mi sto anche cercando di informare per vedere se riesco, poveretta, a darle una mano, perché questi diversamente giovani non è che possono aspettare anni. Noi dobbiamo attenzionarli di più, vedere dove c'è la possibilità, e le posso assicurare, dottor Rossi, che molte volte mi capita di capire che invece c'è questa possibilità, non magari nel territorio ma spostandosi, però grazie anche al mondo del volontariato che abbiamo potremo anche accompagnarli gratuitamente queste persone. Ecco, non c'è la trasparenza dell'informazione su cosa posso fare in questa condizione. Allora, lei che consiglio dà? Perché guardi, dottor Rossi, la ringrazio di essere qui, che quello che mi preoccupa sono queste realtà, i diversamente giovani, perché non sanno come avere ascolto, perché mentre il giovane bene o male si arrangia su internet, cioè diciamo è molto più facile per loro. Per queste realtà è molto difficile se non hanno una famiglia che li sopporta un dopo di noi. Prego, dottor Rossi. Ma, dobbiamo tener conto che la popolazione negli ultimi 20 anni è cambiata molto. Il numero di over 80 è sostanzialmente raddoppiato tra il 2002 e il 2022. Questi sono dati dell'Istat. Quindi il numero di cataratte da fare, che nel 2002 era il numero X, adesso è chiaramente il numero X per 2. I servizi e il numero di medici che eseguono l'intervento di cataratta è però il medesimo nei migliori dei casi. O nel momento in cui ci siano stati dei pensionamenti o delle assenze contingenti, il numero di medici si è ridotto. Conseguentemente le liste d'attesa per eseguire l'intervento di cataratta, visto che abbiamo fatto questo esempio, sebbene è un esempio che esula in realtà dal tipo di
diagnostica e interventi sui quali ho un controllo Ma poi diretto. ne parleremo, diciamo. dottore, ma volevo fare anche questo. È cambiata la popolazione, Mirella. Adesso, per quanto riguarda diciamo, la trasparenza, molto è stato fatto cercando di utilizzare il CUP che dia la possibilità, quindi il centro unico di prenotazioni, che c'è sia a Verona, che è la realtà dalla quale vengo, sia a Treviso, dove chi prenota un esame telefonicamente trova sempre un operatore, ha la possibilità di prenotare in tutti gli ospedali della provincia di cui stiamo parlando. Questo permette che il primo posto disponibile, magari non nell'ospedale centrale, possa essere a disposizione dell'utenza in modo da ridurre le liste d'attesa e da rendere i servizi il più performanti possibili nei limiti delle carenze. Vede, dottor Rossi, perché le ho fatto questa domanda, anche se non c'entra niente con quello che fa lei, perché è una persona competente e ha risposto benissimo. Lei ha detto, se voi fate questa richiesta, potete farla a tutti gli ospedali che ci sono nel territorio. Guardi, dottor Rossi, che è la prima volta che io lo sento, perché gli addetti ai lavori lo sanno, ma quelli che non sono addetti ai lavori, delle volte o anche ospiti, non lo dicono. Allora, queste persone che sono sole, io sto parlando di quelle, dottor Rossi, che non hanno voce in capitolo, che non sanno chi chiamare perché non hanno neppure i numeri di telefono giusti, non hanno neppure i numeri delle associazioni alle quali rivolgersi per riuscire ad avere una risposta. Io penso a quelle, perché le altre si arrangiano. È quello che mi interessa, perché stiamo parlando di 85 anni, di 90 anni, di 95 anni, perché questa è l'età che mi chiamano. Allora voi siete stati magnifici, perché noi intervistiamo persone a 106 anni, ieri abbiamo visto un compleanno qui da noi a 106 anni, ma in perfetta forma. Ma soprattutto è quello per capire che voi fate tanto, ma poi c'è qualcuno che non sente, che non ascolta il bisogno di questo diversamente giovane che ci ha dato tanto e che andrebbe supportato. Ecco, cos'è che la preoccupa in questo momento di più? Perché abbiamo sentito che bene o male si sono vaccinati, non c'è questa paura terribile, specialmente dei fragili di questo Covid. Cos'è in questo momento, dottor Rossi, che la preoccupa di più, proprio per le fragilità dove non riusciamo ad arrivare? Quello cui ha fatto riferimento anche lei, Mirella, cioè mi preoccupa che lo strato sociale stia evolvendo nel tempo, che abbiamo tante persone che io vedo qui ricoverate, che magari stanno ricoverate il doppio del tempo, anche quando magari le loro problematiche di salute che li hanno portati in pronto soccorso si sono risolte, perché o non hanno nessun parente. Quindi in questo caso siamo noi, insieme all'assistenza sociale, ai servizi territoriali, che ci prendiamo cura di quel paziente. Anche se non sarebbe il nostro ruolo, ma di fatto la geriatria sempre ha avuto un aspetto sociale importante, ma adesso diciamo che è il 50% del lavoro. Cioè noi in parte curiamo le patologie, in parte cerchiamo di intercettare le situazioni di fragilità, cercando di fare il meglio per quelle persone, anche se non sempre è facile, perché abbiamo anche anziani, tra virgolette, che non è detto che vogliano farsi aiutare, nel senso che magari loro sono a casa da soli, nella loro casa sono sempre stati così, hanno sempre vissuto così e non vogliono andare in un ospedale di comunità piuttosto che andare in una casa di riposo, e noi dobbiamo rispettare prima di tutto quella che è la loro volontà, anche se magari la situazione è precaria. Molto chiaro. Quindi abbiamo Nadia da Treviso, dottor Rossi, poi continuiamo. Vai Nadia. È caduta la linea, beh, vediamo se la riprendiamo. E questo ecco il problema, vede dottor Rossi, perché poi lei ha detto una cosa importantissima e qui va capita la sensibilità
di questa geriatria. Noi diventiamo la famiglia in quel momento, non possiamo mandare a casa anche se abbiamo curato questo essere meraviglioso, ce lo teniamo in attesa che arrivino delle risposte, ma se queste risposte non arrivano, tutto il vostro lavoro va a monte poi, perché qua arriva a casa, arriva la depressione, la solitudine, non prendono più le medicine, perché funziona così, sapete, non prendono neanche più le medicine, si lasciano andare, e questo è intollerabile, dottor Rossi, nel 2024, è intollerabile visto che abbiamo questa popolazione veramente che riescono proprio dopo tanti sacrifici, dolori, di tutto e di più arrivare ai 100 anni e li trattiamo così, ma vi rendete conto? Ma che? Perché culturalmente non li abbiamo preparati ad appoggiarsi anche a questi ospedali di comunità che ci sono, a queste RSA, che non è tutto negativo come qualcuno pensa. Se non ci fosse, almeno io parlo dell'isola di Treviso, dovremmo inventarle, perché io ci vado, vedo come sono accolti. Ecco, anche questo non sono cresciuti abbastanza, dottor Rossi, per far capire invece l'importanza di non stare a casa, di non essere soli, perché ho capito che non vogliono andare, ma perché nessuno li ha guidati in un percorso importante, e voi non potete fare questo, dottor Rossi, però è un impegno che vi prendete, prego. Sì, tenendo conto della pressione che c'è all'interno dei pronto soccorso, dove comunque i pazienti devono stare un tempo consono e non un tempo eccessivo, la necessità di ricoverare ogni giorno tanti pazienti al pronto soccorso. Sentite, dottor Rossi, la fermo perché è ritornata Nadia, se no mi cadono le linee, il centralino è così. Vai Nadia, ciao. Ciao Mirella, buongiorno al dottore. Niente, volevo portare la mia esperienza che ho fatto da breve. Avevo bisogno di una visita che mi è venuto fuori un poro, un neo sul viso e doveva essere asportato. Dunque sono andata a fare la visita, a prenotarla al 4 di dicembre. Al 5 ho fatto la visita. All'8 gennaio è stato asportato. Dunque non ho aspettato mesi. Dunque bisogna vedere anche in che casi, dove che si può. E sono andata a San Camillo, lo dico. È una clinica convenzionata con l'ULSS 2. Comunque sono andata là e in neanche un mese ho fatto tutto. O che ho avuto fortuna, non so. Ma comunque io della sanità non ho aspettato mesi. Gradualmente, quando hai i controlli, quello che è scritto nell'impegnativa, ho sempre dentro i tempi. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, perché è una testimonianza che fa piacere, perché però, come stavamo spiegando, ci sono realtà e realtà, e dove veramente ci sono questi numeri incredibili, basta andare veramente in oculistica al mattino qui da noi e vedete che avete dei numeri che fanno veramente impressione, perché anche se è un ambiente molto ampio non ci stiamo neppure, perché veramente sono tantissime tutte le mattine. Vuol dire che c'è un'emergenza per quanto riguarda questi interventi. Però, dottor Rossi, quello che io volevo chiedere, io ho anche un banco solidale, vedo appunto questi diversamente giovani e per questo l'ho anche chiamata, che veramente io devo chiedere: ma hai il diabete, hai qualche patologia, perché se no non posso darti dei biscotti, non posso darti le marmellate, e fanno fatica a rispondere perché hanno paura di non ricevere quello che loro vogliono. Ma io devo essere anche sicura dei prodotti che ho, perché non si pensa anche a queste fragilità, anche che vengano anche con qualcosa dove io posso capire cosa posso dar da mangiare, perché guardi che diventa un dramma, perché non riesci a capire fino in fondo la persona che hai davanti. Ma tu gli fai la borsa della spesa per una settimana
e poi vedo che sono senza denti, sono delle volte anche obesi perché mangiano malissimo, di tutto di più, poi all'improvviso mi spariscono. Dottor Rossi, dove sono? In ospedale. E chi sapeva che avevano questi problemi? Vede che non c'è una catena che possa unirsi, perché anche noi ce la mettiamo tutta, ma siamo buttati là a discrezione di quello che abbiamo davanti, di quello che ci racconta. Ma stiamo parlando di persone che devono avere rispetto. Ecco, cosa posso dare a questa persona? Chi è questa persona? Guarda che c'è una confusione in giro, ma sono preoccupata, perché poi più di qualcuno non lo trovo più, non lo vedo più. Ecco, cos'è questa lontananza da quella che è la realtà del soggetto, la conoscenza della persona e non il numero? Io non ho bisogno di numeri, io ho bisogno di persone da aiutare e devo capire. Prego, dottor Rossi. È il problema di intercettare i bisogni. Una volta, parlo insomma fino a 20 anni fa, di fatto il medico di famiglia era riferimento per queste persone. E il medico di famiglia sapeva, come sa del resto, tutto di queste persone, ma una cosa è avere una percentuale di anziani tra i propri mutuati del 15-20%. Quando incominciano a essere il 30-40% persone che hanno più di 80 anni, si capisce che anche il solo riferimento al medico di famiglia non è più sufficiente, quindi spesso i bisogni vengono intercettati quando il paziente arriva in pronto soccorso. Ma è la nostra demografia che è cambiata. Non è che è solo che è cambiato il sistema sanitario, quindi dobbiamo trovare dei modi nuovi per gestire questi bisogni e intercettare questi bisogni magari prima del ricovero ospedaliero. Quindi adesso anche l'istituzione delle nuove case della comunità mirano a creare delle equip di medici di famiglia con alcuni medici specialisti al loro interno, sebbene la domanda vera è con quali medici in questo momento, visto che non ce ne sono neanche negli ospedali, e trovare dei luoghi alternativi al pronto soccorso per intercettare per tempo questi bisogni. Dottor Rossi, cos'è che la preoccupa di più? Quali sono le patologie che riscontra di più in questi diversamente giovani che arrivano nel suo reparto? Non è una patologia a preoccuparmi di più, ma è la solitudine dei pazienti. Quindi appunto nel momento in cui noi ci rendiamo conto che quel paziente non ha nessuno, la gestione, nonostante a Treviso veramente si sia organizzati bene sia per quanto riguarda l'assistenza sociale che per la centrale operativa territoriale che ci aiuta a coordinare questo tipo di situazioni, che quindi vengono già segnalate il giorno dopo del ricovero, cosa che 10 anni fa era impensabile. Ci si accorgeva magari alla fine del ricovero che i familiari avevano difficoltà a riportare a casa il proprio caro per difficoltà di gestione. Adesso noi cerchiamo di rendercene conto il più possibile con domande specifiche già nei primi giorni di ricovero, ma il problema è proprio anziani che vivono da soli, magari non hanno figli, non hanno nipoti, non hanno figli che vivono nella stessa città e per i quali il rientro a domicilio diventa veramente difficile e su ogni caso noi dobbiamo sforzarci di trovare una soluzione che sia la migliore per quel paziente, cioè quello che lui vuole, perché la cosa, e ho educato anche i miei collaboratori a ragionare così, la cosa più importante è prima di tutto chiedere al paziente quello che vuole, poi che vada bene anche ai familiari, perché spesso noi intercettiamo dei familiari che magari l'hanno tenuto a casa fino al giorno prima ma sono in burnout e anche questo quindi vuol dire che non ce la fanno più. E anche questo va rispettato, sebbene ovviamente l'ospedale non possa essere un parcheggio di pazienti anziani che non possono più tornare a domicilio. Capite perché non bene è quello che sta dicendo il dottor Rossi? Avete capito che sta diventando un parcheggio per qualcuno? Avete capito cosa sta dicendo? Abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone!
No, Ciao scusi, Mirella. Sì, adesso continua, se no cade la linea, dottor Rossi, le do subito la parola, prego. Grazie Mirella, io ti volevo ringraziare. Allora ho sempre detto che ti sia un angelo e adesso ti fai anche i miracoli. Guarda, abbiamo visto la Pantegana sul Canal Grande, si è aperta e i palloncini sono rimasti dentro, non sono andati dentro la laguna. Grazie Mirella, questo è il miracolo più grande che mi hai fatto. Ti devo ringraziare. Dica all'assessore Boraso che se si vuole candidare come governatore del Veneto io lo voterò. Hai visto che ti ha ascoltato l'assessore, che so che ci tieni tantissimo a questi palloncini di plastica che vanno nell'aria e sei completamente contrario. Grazie Leone. Prego dottor Rossi, mi scusi se lo interrompo, ma se no cadeva la linea, prego. Allora, scusi se la correggo, però no, nel senso che ho detto che l'ospedale non deve diventare un parcheggio, non che in questo momento sia un parcheggio, perché francamente nel 90% dei casi troviamo familiari che fanno i salti mortali per i loro familiari, per i pazienti e quindi per i loro cari, che dal primo giorno si sforzano di trovare case di riposo sul territorio, che ovviamente sono strutture buone. Io in particolare conosco il Menegazzi per un'esperienza diretta, per un progetto che stiamo portando avanti insieme al dottor Rigoli e al dottor Antico, per cercare di non spostare appunto i pazienti che non stanno bene e fare della diagnostica in sito. Però quindi Vede, ecco, Rossi, io non è che l'ho detto a lei, il problema è che in questa trasmissione arriva un po' di tutto, arrivano anche infermieri e la preoccupazione che ho sentito è che in molti reparti ci sono queste situazioni. Allora, se noi contiamo tutti i reparti che abbiamo la fortuna di avere solo al Canfoncello, capite bene che i numeri diventano numeri e non è tollerabile, perché più di qualcuno ha la possibilità di avere una famiglia che si dovrebbe prendere cura di questa creatura. Ecco, lo dico, dottor Rossi, perché purtroppo questo è quello che dicono. Allora io giustamente non dico che la geriatria è un parcheggio, però dico che sta diventando l'ospedale, ma non solo di Treviso, gli ospedali per qualche famiglia che non riesce a capire l'importanza di questa creatura, sta diventando un parcheggio, specialmente nel periodo estivo. Questo dicono gli infermieri che ho avuto ospiti, che hanno fatto anche questo appello, perché è importante parlarne, perché sennò, dottor Rossi, col silenzio non andiamo da nessuna parte. Siccome è una trasmissione molto seguita, mi sono permessa di dire questo, sperando che qualche sordo riesca a riavere, ecco, l'udito, quello giusto, perché sentire una cosa, ascoltare un'altra. Dottor Rossi, parliamo anche di Covid, di vaccini. Com'è la situazione? Si è aperto il 2024, avevamo molto paura alla fine del 2023, invece mi sembra che le cose stiano andando bene, anche se poi dobbiamo dire, e aggiungo perché devo correre, mancano molti farmaci nelle farmacie e anche negli ospedali. Questo è quello che sentiamo. Prego, dottor Rossi. Allora, la campagna vaccinale, diciamo che era su due binari. Abbiamo da una parte la vaccinazione Covid e dall'altra parte la vaccinazione anti-influenzale. Entrambe sono importanti perché permettono di ridurre il numero di ospedalizzazioni legate a virus influenzali e purtroppo nonostante i numeri della vaccinazione abbiamo tante persone, soprattutto che non vaccinati, che hanno preso l'influenza oppure che hanno fatto il vaccino dell'influenza, ma a distanza di 3 mesi ovviamente non sono più coperti e quindi di solito verso febbraio-marzo iniziamo a vedere anche coloro che si sono vaccinati però si sono presi l'influenza lo stesso, perché nel frattempo il ceppo è evoluto oppure il nostro sistema immunitario comunque non ha più lo stimolo recente del vaccino e quindi spesso ci si prende l'influenza comunque. Bisogna continuare a lavorare per la vaccinazione sia Covid che antinfluenzale, anche se
ultimamente spesso i casi peggiori sono magari quelli da influenza non Covid, quindi magari virus respiratorio sinciziale piuttosto che influenza A, piuttosto che H1N1, che uniti magari a un cuore fragile o al fatto che il paziente sia un bronchitico cronico si riacutizzano e quindi finiscono in pronto soccorso perché oggettivamente sono da trattare. Dottor Rossi, noi abbiamo avuto diversi anziani, e diversamente giovani io li chiamo, che hanno telefonato dicendo che dopo la seconda o la terza dose di vaccini sono stati malissimo, non avevano più voglia di farsi la terza o la quarta dose, hanno preso molta paura. Ecco, anche qua non ci dovrebbe essere un supporto, però lei capisce bene che quando io sento questo diversamente giovane, non mi piace parlare anziano, che mi dice: sai Mirella, sono andato dal mio medico di famiglia e l'ho visto perplesso su quella che era la vaccinazione per il Covid, mentre l'antinfluenzale me l'ha fatta, quella per il Covid l'ho visto perplesso. Allora ho pensato, se è perplesso lui è meglio che non la faccia. Capisce che ne basta uno per rovinare tutto il lavoro e la comunicazione, l'informazione corretta che abbiamo cercato di dare. Cosa vuole dire, dottor Rossi? Che i pazienti fragili, quindi più anziani, nonché i pazienti con patologie che li rendono fragili, in particolare gli immunodepressi, devono fare anche la vaccinazione Covid. Io stesso come operatore ho fatto la vaccinazione Covid e ho consigliato ai miei, seppur non più obbligatoria, di farla, anche perché noi stessi possiamo essere vettori e un Covid che può essere leggero in un soggetto giovane, in un anziano può dare comunque problemi, non più i problemi del primo Covid, per fortuna. Tant'è che noi gestiamo ancora separatamente i Covid rispetto ai non Covid, ma certo non abbiamo più quell'intasamento nelle rianimazioni o la necessità di aprire delle semi-intensive come avveniva dolorosamente nel 2020 e nel 2021. Quindi, brevemente, fragili e pazienti ultra anziani, quindi sopra gli 80 anni, e pazienti immunodepressi anche giovani, è bene che la vaccinazione Covid la facciano. Un'altra domanda, visto che ho questo banco solidale, io parlo e anche i volontari che ringrazio, questa squadra meravigliosa che ho, sentono dire molte persone che vengono di una certa età: non faccio più i richiami perché tanto alla mia età non vale più la pena. Ecco, anche questa sollecitazione invece l'importanza anche di fare i richiami, ecco, anche questa dovrebbe... Vede che non sono attenzionati, dottor Rossi, che sono nell'oblio, sono come degli invisibili, io non so, ma perché se arrivasse un'informazione corretta, io sono convinta che se le farebbero questo richiamo e noi cerchiamo di dare il nostro massimo. Prego, dottor Rossi, quanto importanti sono invece anche fare i richiami? Parliamo dei richiami Covid. E anche gli altri richiami, ecco che ci sono 3-4 richiami che vengono. Prego, diciamo lo sfogo di Sant'Antonio, tanto per parlare semplice in maniera che a casa capiscano, l'antitetanica. Prego, dottor Rossi. Sono vecchio, che ho saputo che mi fa, Mirella, dai, ecco qua. E invece i richiami vanno fatti. Anche l'antipneumococcica, per esempio, è una vaccinazione che in particolare nei pazienti anziani e nei pazienti con patologia polmonare invece va fatta, perché una polmonite da pneumococco può dare gravi problemi che vanno anche oltre la semplice ospedalizzazione, magari anche il trattamento intensivo. Quindi invece non dobbiamo trascurare questo fatto e quindi la ringraziamo e ringraziamo anche gli operatori che collaborano con lei proprio per questa attività di promozione e divulgazione, perché certamente è utile. Dottor Rossi, l'ultima cosa, perché ormai siamo quasi in chiusura, ecco, che appello vorrebbe fare, ad esempio sui farmaci, queste persone che si recano in farmacie, mancano i farmaci, ma abbiamo sentito che mancano anche all'interno degli ospedali. Cos'è successo secondo lei? Perché sono anche dei farmaci salvavita.
Ci sono diversi fattori che probabilmente stanno contribuendo. Da una parte probabilmente c'è anche l'onda lunga del Covid che ha cambiato qualcosa rispetto alle importazioni di farmaci prodotti all'estero. Dall'altra probabilmente il sistema di produzione si è modificato dopo il Covid, perché prima del Covid era molto difficile che avessimo delle carenze ospedaliere, mentre invece è abbastanza all'ordine del giorno avere appunto notifiche che determinate specialità, proprio per mancanze nei depositi, non ci sono più. Dall'altra, come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, Mirella, la platea di chi utilizza determinati farmaci è aumentata esponenzialmente. Noi aumentiamo di anno in anno il numero di pazienti ricoverati in geriatria e parallelamente aumenta anche il consumo di farmaci, anche perché i pazienti ricoverati sono, tra virgolette, sempre più gravi, nel senso che anche il pronto soccorso fa un lavoro di selezione importante su chi viene ricoverato. È molto difficile che venga ricoverato un paziente per motivi banali. Ormai ricoveriamo solo pazienti settici, pazienti che hanno necessità di terapia antibiotica, pazienti instabili, e quindi anche il consumo di farmaci gradualmente aumenta. Quindi sia probabilmente la filiera di produzione sia le necessità che sono aumentate. Allora, dottor Rossi, ho avuto per 2 volte il professor Silvio Garattini, perciò non l'ultimo di sicuro della classe, il quale ha fatto 2 appelli. Prima ha detto a noi donne di svegliarci perché ci danno i farmaci testati sugli uomini ed è ora che ci muoviamo. Secondo, ha detto che usiamo troppi farmaci, basta, prendete troppi farmaci. Ecco, dal suo osservatorio così importante, perché poi quelli che prendono più farmaci sono proprio diversamente giovani. Io ho delle persone, dottore, che se non arrivano con la ricetta piena di farmaci cambiano dottore, perché dicono ma come, questo invece deve ordinarmi. Ecco, anche questa non conoscenza, dottore, perché poi fa male. Ecco, abbiamo sentito anche l'uso dell'antibiotico così in maniera superficiale. Cosa vuole dire, dottor Rossi? Ringrazio anche il professor Garattini per questi input che mi ha dato. Prego. 2 commenti rapidi, Mirella. Il primo è la medicina di genere. Quindi è vero che una quota importante dei trial clinici con i quali vengono approvati farmaci per le malattie cardiovascolari, per dirne uno, ha una quota di pazienti di sesso femminile che è marginale e quindi vengono testati soprattutto nei soggetti di sesso maschile. Questo è un problema culturale che deve essere cambiato. Per tanti farmaci trial più recenti in realtà vanno nella direzione opposta, nel senso che abbiamo una distribuzione sia nel sesso maschile che nel sesso femminile molto più omogenea ed equa. L'altro problema, quello dell'antibiotico resistenza, probabilmente dovremmo fare, ma magari con qualcuno anche più esperto di me, con un infettivologo, un microbiologo, un discorso a parte, perché l'utilizzo indiscriminato degli antibiotici al primo colpo di tosse e febbre determina il fatto che utilizziamo delle cartucce che poi rischiamo di non avere all'occasione successiva, creando le cosiddette antibiotico resistenze. Quindi che antibiotici inizialmente efficaci nei confronti di un determinato patogeno poi non lo diventano più perché il patogeno impara a riconoscere e a difendersi da quel determinato tipo di antibiotico. Questo seleziona dei superbatteri che sono presenti dove si usano più antibiotici, ovvero negli ospedali, che possono poi determinare il fatto che non abbiamo più armi, più cartucce da utilizzare contro quel determinato patogeno. Quindi il rischio per chi adesso magari ha 50-60 anni è che quando saremo anziani noi non avremo più antibiotici per curarci, anche perché da parte delle case farmaceutiche, essendo l'antibiotico-terapia limitata nel tempo, al momento c'è scarso interesse nella produzione di nuovi antibiotici contro questi superbatteri che noi stessi stiamo
contribuendo a sviluppare. Dottor Rossi, l'ultimissima, ma velocissima, sono in chiusura. Sento prendono anche molti ansiolitici, ecco, per loro l'ansiolitico diventa quasi una tranquillità. Cosa vuole dire velocemente, dottor Rossi? Che anche questi vanno utilizzati solo in casi specifici. Usare l'ansiolitico, pensiamo alle benzodiazepine, per fare i nomi, l'Oxanax, il Tavor, il Lexotan, per dormire, può farmi andare bene magari anche per qualche stagione, ma alla lunga è un farmaco che può dare problemi senza curare l'insonnia, che invece va curata più con un tipo di igiene del sonno, quindi modificando quelle che sono le nostre abitudini e casomai con farmaci specifici che sono gli ipnoinducenti, che appartengono a un'altra categoria rispetto agli ansiolitici. Chi invece ha chiaramente un disturbo psichiatrico e una personalità ansiosa, quelli ovviamente invece la benzodiazepina, quindi l'ansiolitico, è corretto che lo prendano, ma prenderli per dormire non è una buona abitudine. Avete sentito cosa ha detto il dottor Rossi? Ascoltate bene perché è molto importante. Come ci saluta, dottore? Vi saluto, la saluto Mirella ringraziandola per l'invito e per l'opportunità di parlare dei nostri diversamente giovani e dei nostri anziani a cui noi dedichiamo passione e impegno quotidianamente. Grazie, veramente grazie ad Andrea Rossi, direttore geriatria ospedale Canfoncello ULSS di Treviso, per essere stato con noi, per aver fatto capire l'importanza di ascoltare attentamente queste persone competenti che cercano veramente di migliorare la vostra qualità della vita, che forse dovrebbero essere ascoltati di più anche dalla politica. Questo cambiamento che deve avvenire nei servizi sociali, questo lo dico io, perché come funzionano adesso non funzionano. Speriamo che la politica riesca a capire che anche loro diventeranno diversamente giovani e forse non avranno più la possibilità di pensare come la pensano adesso, ma pensare in maniera diversa. Ma sarà tardi, allora pensateci adesso. Grazie al dottor Andrea Rossi, grazie a voi, buona giornata, veramente grazie.